A tutte e a tutti, se prendiamo posto direi che possiamo cominciare il quarto d'ora accademico di convocazione dell'assemblea. Come si dice in questi casi è passato, per cui direi di dare inizio alle danze. Allora, intanto fatemi fare una breve digressione, nel senso che qui stamattina stavo controllando un po' i miei appunti e questo è il 10° evento pubblico, la 10ª assemblea pubblica di vario tipo che da 6 mesi a questa parte il Circolo del Partito Democratico di Mogliano Veneto sta promuovendo in città, per cui un grandissimo sforzo in termini di mobilitazione, per il quale chiedo di fare un applauso agli amici, alle amiche, ai compagni e ai compagni che hanno reso possibile e che renderanno possibile tutto questo, perché la politica è sempre un dato collettivo e mai individuale. Siamo partiti appunto con tutta una serie di eventi ed iniziative che avevano lo scopo, dopo la dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa, di rimettere in circolo tutta una serie di energie, di competenze e di conoscenze legate al nostro popolo e anche a chi magari del nostro popolo non faceva ancora parte ma aveva voglia di partecipare e di entrare, per cui anche le modalità con le quali abbiamo tentato di mettere in piedi queste iniziative sono tutte delle modalità partecipate che hanno fatto sì che poi potessimo arrivare qui oggi con un portato di idee, di conoscenze, di competenze, di temi e di contenuti da poi poter mettere a sistema in vista dell'appuntamento per noi cruciale delle prossime elezioni amministrative. Non è un caso che questo ciclo di incontri termini parzialmente, diciamo, per quella che è la normale pausa estiva o comunque un periodo, tra virgolette, di rallentamento prima di ricominciare verso settembre, con quello che è stato il tema clou, il tema caratterizzante, diciamo, della proposta politica del centro-sinistra durante l'ultima campagna elettorale, che era appunto legato al tema della nuova biblioteca. Nel mentre di acqua sotto i ponti ne è passata, ma noi non ce ne siamo di certo dimenticati. Un breve excursus per chi magari è nuovo alle vicende, insomma, che hanno contraddistinto questo tema. Noi eravamo partiti con l'idea di ricostruirla all'interno del parco storico di Villa Longobardi, opzione che è stata scartata dall'attuale amministrazione, mettendo il tema nel dimenticatoio finché negli ultimi mesi, negli ultimi tempi, non è ritornato in auge il tema all'interno dell'agenda politica cittadina per tutta una serie di opportunità legate alla svendita di determinati beni della Curia, in particolare del centro pastorale che sta proprio in via De Gasperi di fronte all'oratorio. È stato un caso fortuito, perché in realtà, come dicevo prima, noi questo tema ce l'avevamo bene in mente, ma badate bene, ce l'avevamo bene in mente non tanto in termini di contenitore quanto in termini di contenuto, perché molto spesso si ragiona sulle opere pubbliche di per sé senza capire quali sono i servizi più giusti che vogliamo inserirci all'interno. E questo è proprio, diciamo, il fil rouge con il quale abbiamo costruito la serata di questa sera, ovvero capire nel 2023 e soprattutto nei decenni a venire cosa significa in una città moderna, in una città, permettetemi, europea, il fatto che vi sia uno spazio come quello di una biblioteca, che non può e non deve più essere quello che noi intendiamo in termini novecenteschi come un archivio dove inserire dei libri, ma parliamo appunto di uno spazio nuovo dove modelli virtuosi inseriscono tutta una serie di servizi, e poi ce lo racconterà meglio Antonella, che tradizionalmente siamo in qualche modo disabituati ad afferire a questo tipo di spazio.
ma che in realtà sono proprio quei servizi, quelle idee che fanno sì che questo spazio poi non sia uno spazio morto, ma che sia uno spazio vivo e che dialoghi continuamente con il resto del tessuto urbano della città. E questo è il motivo anche per cui questa sera abbiamo chiamato anche un urbanista importante come Laura Fregolent a commentare il libro di Antonella e per entrare in dialogo con lei rispetto al tema non solo di come costruiamo la biblioteca, ma di come questo spazio, che dovremmo anche non chiamare più biblioteca per capire bene di cosa stiamo parlando, riesca ad entrare all'interno di quello che è l'ecosistema della città. Per cui tutto questo ragionamento non sarebbe stato possibile senza il contributo di Maurizio Cecconi, che molti di voi conosceranno, ex assessore alla cultura del Comune di Venezia e soprattutto operatore culturale del settore, che è venuto all'interno della nostra assemblea di circolo e che ci ha stimolati proprio ad alzare quello che è lo sguardo rispetto ad un dibattito claustrofobico e provinciale rispetto appunto al contenitore, alla scatola nel quale inserire il ragionamento, e portarlo invece all'interno del ragionamento stesso. Per cui, per chi questa sera si aspetta come il PD o il centrosinistra dove intenda inserire la nuova biblioteca, non avrà questo tipo di risposta. Avrà però un inizio di ascolto, un inizio di idee, un'iniezione di competenze che poi faranno sì che nei prossimi mesi, quando andremo a mettere a sistema tutto il resto delle idee che abbiamo portato in questi mesi per la costruzione del programma elettorale in modo partecipato, troverà lì sì una vera risposta. Però prima del contenitore parleremo sempre e solo del contenuto, ma soprattutto non lo faremo noi da soli pensando di avere in qualche modo la verità in tasca, ma lo faremo sempre e solo con le persone in carne ed ossa che poi quello spazio lo devono vivere, occupare e attraversare nella quotidianità tutti quanti i giorni, per non creare l'ennesima cattedrale nel deserto all'interno della città. Un ultimo avviso, diciamo, poi lascerò ovviamente la parola ai nostri ospiti che ci delizieranno con un dialogo e con un dibattito a cui poi ovviamente seguirà insomma anche la possibilità da parte vostra di intervenire con spunti eccetera eccetera. L'ultimo avviso che dobbiamo dare è che parallelamente il nostro circolo è impegnato in un'altra battaglia, che è quella per fermare il nuovo ipermercato sull'area ex Nigi. È in atto una raccolta firme, anche qui non siamo solo quelli dei no, ma siamo quelli che intanto vogliono mettere un primo mattoncino, che è quello di dire che nel nostro territorio non servono più supermercati, ipermercati e altri tipi di spazi commerciali che intensifichino il traffico e che rubino spazio al tessuto sociale urbano dai nostri piccoli commercianti che popolano il territorio, e quindi da qui vogliamo partire per costruire un'idea diversa. Per cui se qualcuno anche in questo caso si aspettava di sentire dal PD una proposta già predeterminata, non è questa la risposta. La nostra risposta anche in questo caso è che le ricette per la città, soprattutto per quelli che sono dei temi così impattanti che determineranno la vita del nostro territorio per i prossimi decenni, abbiamo bisogno di coinvolgere più pezzi possibili di società, più pezzi possibili di città, per creare un progetto che al netto dell'appartenenza politica sia veramente collettivo e sentito. Per cui ringrazio tutti quanti voi, ringrazio soprattutto Luciano e Franco che hanno curato in particolar modo la redazione e la costruzione di questo incontro. Ringrazio anche Luciano che come sempre metterà a disposizione il video dell'incontro sul nostro canale YouTube PD Mogliano TV
e sarà quindi possibile rivederlo in streaming a partire dai prossimi giorni, come tutto il resto degli incontri che facciamo. Ringrazio Filippo che questa sera scatterà delle foto appunto a beneficio anche dei social, proprio perché diciamo che di questi tempi la comunicazione nella politica investe una parte molto importante, e soprattutto ringrazio tutte e tutti voi per essere qui con noi questa sera e per fare questo piccolo pezzo di strada insieme. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Non aggiungo nulla alle cose che ha detto già Giacomo e penso che la cosa più interessante per tutti, visto che tra le altre io ho anche il vantaggio di conoscerla e quindi so come opera da qualche anno, so come opera e come lavora, credo che sia necessario dare subito la parola ad Antonella. Faccio solo una precisazione che mi pare importante. La bellezza di Antonella, a parte quella della persona, che una delle ragioni per cui io la stimo, è la scomodità. Lei è sempre stata in qualche modo nelle situazioni scomode, cioè capace di, nelle situazioni in cui sembrava che tutto andasse bene, di dire no, però guardiamo questo punto per cercare di capire perché non funziona con quel tipo di gente, oppure ma siete proprio sicuri che sia così? Guardiamoci in faccia, perché certe volte è comodo, no? Dirci che tutto va bene, a volte invece ci sono più difficoltà, vanno esaminate. Questa parte a me è sempre piaciuta tantissimo, perché è la parte che impedisce di addormentarsi, e spero che al centro-sinistra ne trovi di queste persone per aiutarle a non addormentarsi in generale, ma credo che la prima ragione per non addormentarsi saranno anche i vostri contributi, le vostre idee e la vostra capacità di dare una mano. Per cui, dette queste poche parole, casomai se avrò qualcosa da dire la dirò dopo, intanto da subito la parola ad Antonella Agnoli, che è qui perché ha scritto un secondo libro importante dopo il primo che avevamo già letto, che è La casa di tutti, Antonella Agnoli, città e biblioteche. La casa di tutti mi pare che lei saprà, come dire, immediatamente farci capire che cos'è. Grazie Maurizio, ci conosciamo veramente da una vita, è inutile che nascondiamo la nostra età. E sono veramente contenta di essere qui questa sera, è un ritorno un po' a casa, perché in questi anni ho continuato, non solo perché abito a Bologna, perché ho lavorato per 8 anni a Pesaro, perché ho fatto l'assessore a Lecce, ma ho continuato ad andare in giù, sempre più in giù, in luoghi che io trovo straordinari e che forse sono anche dei luoghi, si sente meglio con questo, quei luoghi continuiamo a pensare che sono lontani, che sono diversi, e più li frequento più mi rendo conto che il meridione, le difficoltà, tutto quello che oggi noi leggiamo sulle trasformazioni di questo paese si annidano ovunque, quindi non sono solo di un territorio. È una strana occasione quella di questa sera, perché stiamo dentro a un'assemblea, come la chiamavi tu Giacomo, organizzata dal PD, e qui io faccio un outing. Dopo essere stata iscritta, l'ultima mia tessera è stata al PC. Quest'anno, per qualche motivo che qualcuno di voi può capire, mi sono iscritta al PD. Perché sento proprio il bisogno in questo momento di avere un punto di riferimento un po' più a sinistra, e lo dico sinceramente, e tutti quelli che in qualche modo in questo periodo dicono che non vogliono stare in questo PD perché sta andando troppo a sinistra,
a me da un certo punto di vista non dispiace, però questo ognuno di noi farà le sue valutazioni. Altra cosa sono le alleanze, altra cosa è come poi lavoriamo nei territori. Io lavoro ancora con moltissime amministrazioni e lavoro con sindaci che provengono da tutte le compagini politiche, e quando mi chiamano in un posto non guardo mai volutamente chi sono gli amministratori di quel posto. Non vi dico, sto lavorando in un posto in Lombardia con un sindaco leghista e un giorno gli ho detto: ma sai che più ti conosco più penso che tu non sia leghista, perché anzi non assomigli per nulla a Salvini. E lui mi ha detto: me lo dice anche il mio commercialista che non assomiglia a Salvini, solo che io sono quelli della prima ora. Quindi io continuo a lavorare e a lavorare senza pregiudizi. Quindi un conto è quello che è poi la mia militanza, il mio modo, e ho in tutti questi anni e continuerò a sentirmi militante nel lavoro che faccio e nei rapporti che io ho con le persone che incontro. E questi libri che ho scritto, in realtà a me non piace molto scrivere. Li ho scritti perché ho capito che è l'unico modo per trasmettere alle persone delle cose che io faccio continuamente, per raccontare i miei viaggi, per raccontare le mie esperienze. Qualcuno potrebbe rabbrividire qui sentendomi dire che io ai libri preferisco le persone, e chi mi ha insegnato di più in tutta questa vita sono le persone che ho incontrato, le esperienze che ho avuto, e infatti nel libro ci sono molti racconti che sono legati proprio alle esperienze. Poi ci sono anche i libri, però quelli per me arrivano un po' dopo. Il primo libro, parte altri che si chiamavano La biblioteca per ragazzi, Caro Sindaco vorrei parliamo di biblioteche, che era un appello militante, no, ai sindaci perché cominciassero ad affrontare il tema delle biblioteche, e poi un altro, La biblioteca che vorrei. I due libri importanti, anche perché sono usciti in una casa editrice che non è una casa editrice per bibliotecari, e sono due libri che io ho continuamente voluto che fossero un ponte verso chi non è della professione, quindi che fossero un ponte verso non solo i cittadini ma le persone che hanno competenze differenti, e quindi che siano amministratori ovviamente, ma che siano urbanisti come Laura, che ringrazio molto di essere qui questa sera e che non conoscevo, che siano sociologi, cioè tutta quella parte, no, anche di competenze che stanno e che possono arricchire questo luogo. Perché io continuo dopo 50 anni, e voi vi chiedete: ma perché dopo 50 anni ti piacciono ancora le biblioteche? Perché uno se lo chiederebbe, è un po' un'ossessione, giusto? Perché sono convinta che non esista nessun altro luogo nel territorio così trasversale, neutrale, per tutti, gratuito, capace di accogliere, se riesce a far sì che quella barriera che è l'ingresso, perché è un ingresso che tiene normalmente fuori dal teatro, dal cinema, dalle mostre e dalle biblioteche, tutte le persone che non si sentono adatte a quel luogo o che pensano che quel luogo non è per loro, non offre qualcosa a loro. Quindi questi due libri cercano di essere dei ponti. Il primo, Le piazze del sapere, che tra l'altro è stato un titolo molto fortunato, perché siccome tutti abbiamo il problema di come chiamare la biblioteca, nessuno di noi vuole chiamarla più biblioteca, perché la biblioteca in Italia si porta dietro un pregiudizio enorme, che è quello di essere solo il luogo dei libri e degli studenti. Io dico sempre che se noi con una bacchetta magica togliessimo gli studenti che studiano con i loro libri e le signore, che sono la maggior parte degli utenti, che vanno a prendere i libri, i romanzi rosa, ma va benissimo, noi potremo veramente chiudere.
e in ogni caso ricordo che dopo il coronavirus le biblioteche toccano il 4% della popolazione italiana. Allora, le piazze dei saperi sono in qualche modo diventate il modo per definire questo luogo, la biblioteca, per definirla e chiamarla una piazza. E quindi il libro ha ragionato molto, le piazze, sul quali sono gli elementi che determinano e che creano una piazza. Dalla piazza arriviamo alla casa. Perché la casa? Non è a caso, perché c'è stato il coronavirus, perché ci siamo resi conto che le nostre case spesso sono inabitabili, sono piccole, non sono accoglienti, si determinano all'interno relazioni tossiche, perché c'è chi la casa non ce l'ha. Io vivo a Bologna, ma tante città non si ritrovano a non avere la casa per gli studenti, a non avere... Io sono presidente di un'associazione che si chiama Famiglie Accoglienti. Io ho ormai da 10 anni dei ragazzi immigrati che vivono a casa mia, in questo momento ce ne sono 2, sono sempre grandi perché sono neomaggiorenni, della Guinea Conakry, e credo che questo libro sarebbe stato un po' diverso se non avesse avuto anche tutte queste esperienze. Infatti a un certo momento c'è stato un giornalista che mi ha detto: ma chi sono? Questo libro è dedicato agli abitanti di Piazza San Giovanni in Monte, che è dove abito io, Cip, Buba, Fabrizio e Onoré, e alla città di Bologna che del 2008 mi accoglie. Allora, 2 dei 4, Cip e il gatto, Fabrizio e mio marito, sono i 2 ragazzi che vivono con me in questo momento. Noi abbiamo più da imparare da loro che loro da noi, perché ci possono insegnare una quantità di cose straordinarie. E io ovviamente in questo momento, come tutti voi, sono estremamente a disagio per quello che accade adesso, ma anche per quello che è accaduto prima e ancora prima. Quindi la casa ha un po' questo senso di riflettiamo su qual è il luogo anche dove fuggire da casa e dove andare, dove ritrovarci. E quindi io però non ho voglia di raccontarvi il libro, ho voglia più che discutiamo, voglia più di avere delle domande, delle riflessioni dalle persone che sono con me su questo tavolo, attorno a questo tavolo. E è un libro che cerca di interagire con la città, con la prossimità, cosa significano i servizi prossimi, quelli che stanno vicino alle persone, e la biblioteca secondo me fa parte di quei servizi che devono stare vicino alle persone, che cerca di capire di quanto noi dobbiamo continuare come cittadini a pretendere di avere dei servizi di base gratuiti e per tutti, che sono la sanità, che sono la scuola, e le biblioteche in tutto il mondo non fanno parte dei beni culturali o della cultura alla quale accedi con un secondo livello, ma fanno parte di quella cultura di base, proprio perché sono dei luoghi assolutamente trasversali. Ci può entrare chiunque e nessuno, quando tu sei entrato in questo posto, ti giudica, perché nel momento in cui tu hai superato quella soglia tutti sono identici l'uno all'altro. E qui io vi potrei raccontare una quantità di episodi pazzeschi che io ho vissuto, osservato in questi anni. Quindi deve essere un luogo accogliente, un luogo in cui le persone si sentono bene, un luogo capace di accogliere chi non legge, chi non studia, un luogo che dobbiamo progettare insieme ai cittadini, perché sono i cittadini che ci devono dire che cosa vorrebbero trovarci dentro e che cosa vorrebbero farci dentro. Io ogni volta che vado in una biblioteca, tutti i bibliotecari mi dicono: non abbiamo gli adolescenti. E io dico: ma mi spiegate perché un adolescente dovrebbe entrare in una delle nostre biblioteche? Non c'è motivo. Sono piene di regole, il silenzio. A me non mi piace leggere, mi piacciono i videogiochi.
vorrei stendermi per terra in un angolo con un mio amico e se lo faccio mi guardate come se fosse un mostro, cioè non c'entrano nulla i nostri luoghi con questi ragazzi. Io nel libro descrivo un episodio che a voi magari vi può far venire proprio, come dire, il prurito, ma per me invece è stato significativo, che è un percorso che ho fatto a Bologna assieme alla Fondazione Innovazione Urbana, con la quale ogni tanto collaboro, per un punto, la Casa Gialla, che è una piccola casa che sta vicino alla biblioteca che sta tra l'altro al Pilastro, che è un luogo anche simbolicamente, no? Con delle storie che l'hanno un po' segnato, però è sempre alla ricerca e poi è molto misto, è molto interessante. E la bibliotecaria, che per fortuna è una bibliotecaria di quelle non tradizionali, ha detto: io non voglio allargare la biblioteca anche se è piccola, io voglio fare un altro luogo. Questa casetta è proprio appiccicata. E abbiamo cominciato a lavorare con i ragazzi, quelli seguiti dai servizi sociali, ragazzi delle medie, ragazzini che avevano vissuto molto male la pandemia, malissimo. E una delle ragazzine forse più segnata in questi incontri che facevamo sempre: che cosa vorresti fare lì dentro, che cosa ti piacerebbe fare lì dentro? E lei, per tutte le volte che l'abbiamo incontrata, ha continuato a dire: io vorrei farmi le unghie, perché da grande vorrei fare l'estetista. Noi l'abbiamo presa molto sul serio. Questi ragazzini poi sono entrati, hanno misurato, hanno detto dove volevano il cinema, dove volevano la console con i videogiochi, cioè hanno progettato loro il luogo. Noi gli abbiamo fatto trovare uno specchio con le lampadine, come quelle che si vedono al cinema, e si chiama appunto Jenny, come si chiama lei. Io per scrivere il libro sono tornata a vedere come funzionava e sono rimasta molto colpita, perché in quel momento c'era un estetista, che in realtà è una signora molto preparata, che faceva il laboratorio con queste 4 ragazzine di provenienze differenti, e dicevano: tu perché ti trucchi così? Ma guarda che tu staresti meglio meno truccata, guarda che hai una pelle bellissima, perché devi in qualche modo modificarla? E mi sono resa conto in quel momento che stava accadendo una cosa straordinaria, stava dando a queste ragazzine la fiducia in loro. Questi adolescenti che si trasformano sempre con Snapchat, che cercano di proporsi in un altro modo, no? Però poi queste passano al cinema, passano alla console, passano ai libri, forse sì, forse no, stanno in un luogo. E una delle cose che riporto qui dentro, io sono andata a Oslo 2 volte a vedere un posto che mi interessa molto e che è una biblioteca dedicata ai 10-14 anni, e dove fanno un lavoro incredibile. C'è l'intervista, se avete voglia leggetela, e alla fine io dico a questo ragazzo: ma certo che siete un servizio che ha un certo costo. E questo ragazzo mi risponde: ma secondo lei un ragazzo che finisce in prigione o drogato che costo ha per la società? E potrei andare avanti con episodi legati a qualsiasi età, a qualsiasi provenienza, a qualsiasi fragilità, perché io credo che oggi la biblioteca debba soprattutto cercare di intercettare i pubblici più fragili, ma fragili dal punto di vista anche delle competenze, fragili dal punto di vista dell'accesso alle tecnologie, fragili nel riuscire a distinguere una fake news da una non fake news. L'altro giorno mi è arrivata ed è stata ritwittata nel mio Facebook da decine di persone, molto, come dire, di quelle che conosco, di quelle che una notizia che diceva che Ken Loach aveva rifiutato il premio a Torino perché i lavoratori erano lavoratori sottopagati. Com'è possibile? Questo è accaduto un po' di anni fa, è accaduto nel novembre del 2000, poi sono andata a vedere del 2021, perché tutti oggi ritwittano questo e nessuno si pone il problema di dire: è vero o non è vero? Dopo è plausibile,
nel senso che i lavoratori siano trattati male oggi, ancora peggio di ieri, questo è vero. Allora io voglio creare dei luoghi che diventino degli anticorpi e che diano alle persone la possibilità di costruirsi delle loro competenze per decodificare quello che accade. Quello che poi votano in questa sede può interessare fino a un certo punto. Voglio che però uno voti prima di tutto e voti con competenza, sapendo perché vota e non perché c'è, come dire, un qualcuno che ti racconta delle cose non vere o perché ci sono degli algoritmi che ti riempiono. Quindi e per concludere, è un luogo interessante perché sta nella città e deve stare nella città e si deve alimentare della città e delle competenze e delle energie sociali dei cittadini, e per me questo è molto importante perché noi non riusciremo mai a costruire nulla se non lo facciamo insieme ai cittadini e se non diventano loro parte importante del nostro servizio. C'è una biblioteca che ho visto recentemente a Mendrisio che si chiama La Filandra e dentro ci sono 98 filanderi e sono 98 persone che a turno fanno delle cose in biblioteca. Non sono volontari, sono un'energia sociale che si mette a disposizione di quel luogo e quindi c'è chi ha organizzato i corsi, le partite di burraco, chi organizza le conferenze di filosofia, chi le partite a scacchi, eccetera, eccetera. Questo è quello che io penso che debbano diventare le nostre biblioteche. Poi ci sono anche i libri, ma quelli non scompariranno mai. Però io quello che temo è che noi, se andiamo avanti così, conserveremo immensi patrimoni, non si sa bene per chi. Perché se oggi abbiamo dei dati di lettura che sono quelli che conosciamo, e se sempre di più gli algoritmi, ChatGPT, eccetera, eccetera, ci metteranno a disposizione conoscenze online, questi libri potremmo anche non leggerli più, non avere più le competenze per leggere. Li conserviamo ed è importante conservarli, ma io vorrei continuare a conservarli perché ci sono delle persone che li possono leggere, li possono capire, li possono far vivere. Quindi un luogo che non è per il futuro, è un luogo che progettiamo oggi, ma che deve essere continuamente in cambiamento. Mentre una volta si progettavano delle biblioteche che erano pensate per durare anni, io vi assicuro che non so, adesso continuo a fare progetti, ma non so come sarà domani. E quindi continuo a pensare a dei luoghi che sono estremamente trasformabili, flessibili e che sono capaci di volta in volta di accogliere cose molto differenti. Questo non è una cosa da poco. E quindi anche l'edificio, il luogo dove noi faremo, voi farete, spero, questa biblioteca, deve essere un luogo capace di trasformarsi, capace di vivere vite differenti a seconda dell'ora della giornata e del giorno della settimana. A me piacciono le biblioteche, ma non lo chiedo, ci sono 2 bibliotecari, non lo chiedo se ci sono 2 bibliotecari che stiano aperti la domenica, che stiano aperti H24 come un progetto che stiamo cercando di fare di una biblioteca che sta vicino a una casa di comunità che ha come orario H24. Noi non lo potremo mai fare se non ci sono dei servizi e delle cose che facciamo insieme ai cittadini. E ripeto, questa è l'unica cosa che noi possiamo fare. La casa di tutti, quindi è una casa che sta nella città, ma dove, e su questo veramente chiudo questa prima parte, dove quello che accade dentro può essere anche di esempio alla città che sta fuori, e per me questo è molto importante. Vi faccio un esempio: mi è capitato di andare a vedere, la descrivo, e ci ho passato dalle 9 di mattina alle 21 di sera alla biblioteca di Oslo e ho visto, è come una grande città che sta dentro una piccola città, non ci sono porte, non ci sono divisioni, è proprio tutto molto fluido.
si incrociano delle strade, delle piazzette, incroci delle persone che hanno comportamenti differenti, c'è chi cuce, chi legge, chi studia, chi registra un video, eccetera, eccetera. E non li ho fotografati perché non ho voluto. C'erano due ragazzi, lei con il velo e lui di colore, che sono rimasti per ore nella stessa poltrona ad abbracciarsi. Queste due persone fuori dalla biblioteca non si potrebbero neanche salutare. Allora, quello è un luogo che può anche contribuire a trasformare la città che sta fuori. Forse adesso avete capito perché definivo scomoda Antonella, perché ha la capacità di tirar fuori una serie di tematiche, di problemi che noi non sempre abbiamo risolto completamente, anche ciascuno di noi nel proprio intimo. Però questo per me è molto importante perché ti aiuta a decodificare una realtà. In realtà quello che io ho sempre pensato è che sarei felice se un giovane quando cresce potesse avere le armi, tra virgolette, per potersi comportare, per vivere, per dare un suo contributo alla società e per essere felice. Quindi questo insieme di cose. E la casa di tutti è uso la parola tentativo, anche se perché i tentativi sono tutti tentativi che facciamo, no, per riuscire. È un tentativo importante perché affronta un'istituzione classica, la biblioteca, la confronta con una società cambiata, la nostra, la mette in una situazione territoriale complessa che cambia molto spesso e molto rapidamente, e la mette in una situazione soprattutto di poteri che non sempre sono visibili, capibili ed espliciti e trasparenti, anzi. E in questo senso mi piace molto che sia qui con noi Laura, perché Laura Fregolent, che lavora all'Istituto Universitario di Lettura, ha una visione del senso del territorio nel rapporto con i bisogni della gente, che è quello che l'architettura in pratica, se vuole essere a tempo, non soltanto un progetto estetico, affronta tutti i giorni, e quindi sono contento che ci possa dare il suo contributo. Laura, forse è meglio questo. Grazie Maurizio, grazie a Giacomo Nilandi e a tutti gli organizzatori dell'invito. Mi fa molto piacere di tornare in questa sala a discutere di un argomento altrettanto importante. Sono contenta per almeno 3 motivi. Il primo perché il libro è molto bello e vi consiglio di leggerlo, e questo non lo dico per piaggeria, ma lo dico perché è un libro molto ricco che non parla, appunto, come avete capito, solo di biblioteche, perché ho avuto il piacere di conoscere l'autrice e quindi di unire, come dire, il prodotto a colei che ci si è dedicata così tanto e che ha fatto della sua vita. Nel libro scrive che dal 1977 che si occupa di biblioteche, che le progetta, che le costruisce, che dà forma a spazi, che costruisce dei progetti culturali, non solo delle biblioteche. E poi per il tema, parliamo di biblioteche, che sono dei luoghi nei quali, come dire, tradizionalmente dei depositi di conoscenza, i libri è bene che stiano lì, che siano raccolti lì, ma il libro ci pone tutta una serie di questioni anche sull'utilità della biblioteca. Antonella ci dice: nell'era di internet ha senso la biblioteca o troviamo tutte le risposte smanettando con gli adolescenti ai quali facevi riferimento, no? Trovano tutto online. Noi sappiamo che non è così, sappiamo che non è vero, sappiamo che le tecnologie digitali e anche tutti i processi di digitalizzazione che avvengono rispetto ai manufatti culturali sono molto importanti, ma una biblioteca è un'altra cosa. La sedimentazione, il fatto che tu vai lì e lo trovi sempre, e trovi immutato quel prodotto che è stato scritto
e che è stato prodotto. Però è anche vero che la biblioteca all'oggi è una cosa un po' diversa. Antonella lo diceva molto bene nel suo riferimento al fatto che gli adolescenti non entrano nelle biblioteche, poi su questo forse un po' dipende, però dipende dai luoghi. Lasciami questa speranza. La biblioteca è un dispositivo, non è solo un luogo di conservazione e di lettura, ma è un dispositivo attraverso il quale noi diamo dei servizi, costruiamo dei servizi. A partire dall'oggetto biblioteca possiamo fare molto di più. Questo è quello che io ho trovato all'interno di questo libro. Il libro apre con una frase molto esplicita, molto forte e molto esplicita, che mette nettamente in connessione il libro, la città e la cittadinanza attiva. Perché Antonella scrive: senza l'interesse dei cittadini nulla è possibile. E mettere, accostare queste tre parole, questi tre pezzi, questi tre contenuti, il libro, e quindi la biblioteca, la città, e quindi la città che contiene spazi culturali, che contiene le biblioteche, ma che non può essere senza una cittadinanza attiva che è colei, appunto, tu dicevi prima. La cittadinanza attiva è quella non solo che fruisce di quegli spazi, ma è quella che anche ti aiuta a costruirli e che ti aiuta a definirne le funzioni, a definirne i cambiamenti, a definirne le unghie della ragazzina, no? A definire quali sono i processi innovativi che tu devi mettere in campo. Ora, mi fermo un po' di più anche per le sollecitazioni che mi fa Maurizio rispetto alla questione della città. E perché occuparsi di biblioteca significa occuparsi di città? Significa occuparsi di città perché sostanzialmente la biblioteca è uno spazio pubblico, è uno spazio chiuso, è uno spazio che ha delle regole, è uno spazio, ma anche lo spazio pubblico aperto ce le ha, però insomma diciamo che è sicuramente un luogo nel quale se entri devi avere attenzione ai libri, non ci puoi entrare con il cibo, con l'acqua, rischi di rovinarli, cioè ha un sistema di regole, no? Però è uno spazio pubblico, è uno spazio nel quale tu entri, puoi leggere, però poi ci possono essere delle sale dedicate al gioco, alla lettura, all'incontro. Nel tuo libro costantemente tu metti in evidenza l'importanza dell'incontro, e non solo ora dopo il Covid, ma in generale. Forse ora ce ne accorgiamo di più, ne abbiamo più bisogno, lo abbiamo più presente questa necessità, però in generale abbiamo bisogno di incontrarci, abbiamo bisogno di condividere idee, progetti, sentimenti, abbiamo bisogno di stare insieme e di trovare anche luoghi nei quali stare, che possono essere dei bellissimi spazi pubblici, ma che sono anche luoghi che vanno necessariamente reinterpretati, e le biblioteche appartengono a questa categoria. Sono luoghi, cioè se noi all'oggi ci dovessimo, come dire, avviare un progetto di nuova costruzione, di ricostruzione, di rigenerazione urbana, ad esempio, attraverso una biblioteca, beh, probabilmente, anzi sicuramente lo dobbiamo fare in maniera costruendola all'oggi, al 2023, non costruendola come abbiamo costruito le biblioteche di 20, 30, 50 anni fa, no? Dobbiamo fare in modo che siano interpreti della nostra contemporaneità e che siano utili alle persone, che vivono quegli spazi. Un'altra questione che io sottolineerei è che quello che si fa a Oslo, e ci sono degli esempi, tu citi moltissimo la Scandinavia, Oslo, Helsinki, però citi anche l'Italia con grandissime esperienze
e anche molto positive, degli esempi molto positivi, no? Li hai fatti anche adesso. Allora, noi possiamo avere dei modelli in testa, però poi quei modelli li dobbiamo calare nei luoghi, li dobbiamo calare all'interno dei contesti nei quali lavoriamo. E quindi quello che facciamo a Oslo magari non riusciamo a farlo a Treviso, a Mogliano. Possiamo fare una cosa simile, possiamo ispirarci, perché, come dire, le buone pratiche è sempre bene guardarle, è sempre bene imparare dagli altri e guardare che cosa gli altri hanno fatto. Però poi c'è un elemento che è molto forte all'interno del libro, che è quello della dimensione coprogettuale, no? Che è un po' quello che dicevi prima e che sottolineavo anch'io prima, no? Cioè del fatto che tu hai bisogno non tanto degli utenti che utilizzano la biblioteca, tu hai bisogno dei cittadini, tu hai bisogno di quella cittadinanza attiva di cui parli all'inizio, nell'apertura del testo. Di cosa ha bisogno la città? La città ha bisogno di lavorare molto su se stessa. La città all'oggi è una città che sempre più si confronta con delle sfide molto, che sono anche delle sfide che vanno, come dire, al di là dei confini, no? Maurizio faceva riferimento ad una scala metropolitana, l'amministratore, il progettista, l'urbanista, l'architetto sempre più dovrebbe lavorare, come dire, tenendo conto di come le scale si uniscono, no? Cioè io progetto a una scala urbana, costruisco uno spazio culturale a una scala urbana, una scala micro, ma non posso non tener conto di qual è l'effetto e di quali sono le azioni che questo manufatto che io vado a costruire, o questo parco, questo spazio pubblico che posso costruire, ha ad una scala molto più ampia, e viceversa. Cioè la capacità di tenere insieme queste diverse scale è un'azione che va assolutamente condotta. Una biblioteca, certo, ci sono delle biblioteche che possono essere delle biblioteche di quartiere, delle biblioteche anche molto piccole, molto puntuali, ma se noi pensiamo a una biblioteca che ha una dimensione, come dire, cittadina, comunale, beh, inevitabilmente non avrà solo quella funzione lì, avrà una funzione, avrà una rete molto più lunga, molto più lunga. Poi è ovvio che l'amministratore interviene sul suo territorio, interviene all'interno del suo contesto di riferimento e operativo. Però i servizi sono, come dire, hanno delle scalarità diverse. Ci sono servizi che sono, ripeto, molto puntuali, molto localizzati, ma ci sono servizi che hanno delle dimensioni che sono sovracomunali, se non di scala addirittura comprensoriale, metropolitana. Ecco, questi sono tutti i ragionamenti che nel momento in cui noi andiamo a costruire un progetto, andiamo a fare un intervento di questo tipo, io credo che dobbiamo tenerli in considerazione. Antonella scrive nel suo libro, raramente in Italia le biblioteche sono utilizzate come per avviare processi di rigenerazione urbana, no? All'interno dei contesti urbani. E questo mi ha fatto pensare molto, perché ho detto, ma forse è proprio così, cioè nei processi di rigenerazione urbana spessissimo collochiamo spazi, sì, certo, spazi espositivi, spazi che comprendono attività culturali, ricreative, molto il ludico, molto il commerciale, però la biblioteca in sé, anche in questa accezione, diciamo, più ampia che tu dai, non è molto considerata, non è parte, come dire, dello scenario possibile di quello che andiamo a fare. Questo mi ha fatto pensare molto, perché non lo facciamo? Questa è una domanda. Non lo facciamo perché ci sono dei costi,
perché appunto abbiamo questo retaggio, ma tanto adesso i libri li leggiamo sul Kindle, cioè che cos'è che ci muove in questa direzione, no? Io credo che ci muova anche il fatto che forse dobbiamo studiare di più. Gli architetti devono studiare di più, devono leggere di più, devono guardare di più a come questi dispositivi possono essere appunto dei dispositivi, come una biblioteca possa diventare un dispositivo che va al di là dell'essere biblioteca e che diventa una macchina che rigenera spazi, luoghi, quartieri, pezzi di città, o che non c'è bisogno di rigenerare e porta un sacco di servizi di varia forma, di varia struttura e anche di scala diversa. C'è un passaggio, quanto tempo ho ancora? 2 minuti. Ci sono dei molteplici passaggi interessanti. Io amo molto i numeri e quindi quando c'è un passaggio dove tu dici al 2020 le biblioteche pubbliche in Italia sono 7.459, ma diventano 12.647 se includiamo le biblioteche scolastiche e universitarie. Le librerie sono circa 4.400, 4.265 i bookshop, diciamo, nei musei, negli siti archeologici, insomma tutto quello che vediamo in queste forme di... ma questi numeri non è che sono omogeneamente distribuiti sul territorio italiano. Non è che abbiamo ogni tot abitanti una biblioteca, una libreria, no, ci sono pezzi del paese dove noi non abbiamo nulla, dove non abbiamo le biblioteche e non abbiamo neanche le librerie. E questo succede soprattutto in pezzi del sud, tu dici, no? E sono 2869 i comuni dove la biblioteca non esiste e dove spesso non esiste neanche una libreria. Diciamo che in questi comuni c'è una totale assenza di infrastrutture culturali in genere. Questo riguarda, io credo, sicuramente molti pezzi del sud, ma credo che riguardi anche qualche piccolo comune del nord Italia. E questo significa non contribuire, non è solo questo ovviamente, però è un pezzetto, significa non costruire quella cittadinanza attiva di cui tu parli, perché poi comunque i libri lì dentro ci sono i libri, ci sono le relazioni, ci sono le bibliotecarie che ti danno dei suggerimenti, ci sono i libri accostati uno all'altro dove scopri di non aver letto qualcosa che invece è importante che tu legga, cioè è un luogo che genera tutta una serie di altre relazioni e di altre possibilità, che ci dà molte possibilità, ecco. La cosa, e qui direi che chiudo, eventualmente poi ci ritorno, un aspetto molto rilevante all'interno del libro, ma lo diceva anche Antonella nella sua presentazione, è proprio questo, no? Cioè questo di ripensare il modo di progettare. Questo non riguarda solo le biblioteche, questo riguarda in generale molti degli spazi del nostro vivere quotidiano. Spazi che devono essere necessariamente molto più flessibili, devono contenere più funzioni, devono essere più flessibili, devono essere... C'è un bellissimo esempio, me la sono un po' immaginata, quando parli di quella biblioteca che arriva il designer, fa un sistema di tendaggi, utilizza tantissimo i tessuti per arredare l'interno, no? Le scale dell'interno. Ma questi tendaggi è come se fossero dei muri, ma dei muri inesistenti, perché tu costruisci spazi a seconda di quello che ti serve in funzione
di un pezzo di tessuto, no? Quindi una cosa anche molto, molto facile da togliere e da mettere, e probabilmente anche da gestire. Forse i costi sono inferiori rispetto sicuramente al costruire delle scatole molto rigide, che però poi ti diventano molto rigide anche nell'uso che tu puoi fare di quegli spazi, no? Infine, e qui concludo veramente, tu definisci la biblioteca come un laboratorio culturale. Un laboratorio culturale, parli di come all'interno della biblioteca si possano appunto innescare anche processi virtuosi dal punto di vista processi di conoscenza sostanzialmente, no? Cioè tu dici avviciniamo i giovani alla biblioteca attraverso le cose alle quali i giovani tengono, e che non sono solo le unghie, che capisco che tu ci abbia, come dire, preavvertito prima di fare l'esempio, no? Ma sono anche le attenzioni nei confronti dell'ambiente, sono le attenzioni nei confronti della sostenibilità, del cambiamento climatico, tutte questioni che i giovani le sentono molto, molto, molto vicine, e quindi questi sono temi sui quali noi possiamo avvicinare e possiamo usare spazi come quelli della biblioteca in questo modo. E quindi, e qui chiudo, leggendo però le ultime 3 righe del tuo libro, così come ho letto le prime 3, riferendomi proprio a questo ultimo aspetto che ho trattato. Facciamolo, scrivi, ma intanto trasformiamo le biblioteche in cantieri culturali, dove ci si diverte, si impara, si lavora per il futuro, dove si sta meglio che a casa. Grazie. Prima di chiedervi se avete il desiderio di dire qualche cosa, di fare delle domande, di intervenire, mi permetto solo di aggiungere una cosa piccolissima. Giacomo nella sua introduzione diceva una cosa, e poi lo diceva anche prima di arrivare qui, ne parlavamo insieme camminando. Che differenza c'è tra destra e sinistra se il problema è soltanto l'edificio? Che differenza c'è tra il mio pensare e il pensare di un altro se il tema è soltanto lo stabile in cui devo collocare qualche cosa? Nessuna. Perché per una ragione o per l'altra tu ragionerai semplicemente se ce l'hai già o non ce l'hai già, se costa troppo costruirlo, se costa poco, dove lo metti, dove l'urbanistica ti dice che puoi farlo e dove non puoi farlo, cioè collocherai nell'arco del possibile un ragionamento, ma guarda caso non ti sarai chiesto perché. La risposta, e questo io sono grato ad Antonella. Antonella cosa fa? Nel suo libro fondamentalmente, ma anche nel suo intervento, fa un'altra operazione. Ti dice a che cosa serve questo spazio, perché si può fare, quali bisogni riesce a soddisfare, quali richieste ha nascoste dentro di sé, e ti aggiunge adesso Laura, per esempio, guarda che i giovani su certi argomenti sono molto interessati, peccato che quegli argomenti non trovino casa, spesso e volentieri. Allora, il mio obiettivo, se dovessi fare una battuta, è coniugare Antonella con Laura, cioè riuscire a mettere insieme tutta una serie di contenuti fondamentali che ci distinguono, devono distinguerci, non è tutto uguale, non è sogno. Ragionare sulle 2 persone che stanno insieme e si parlano, sul ragazzo sdraiato, su quello che gioca in una biblioteca, che magari va contro un modo di vedere storico di chi ha queste cose normalmente governato, e invece ti fa capire che c'è una nuova socialità di relazioni, c'è un modo nuovo di collegare alla vita tante persone. C'è un pezzo del libro di Antonella in cui Antonella ragiona sulle attitudini al voto, no? Negli ultimi anni, e ti dice quanta gente non va a votare, quanta gente è distante dalle istituzioni, qual è l'indice di fiducia per i partiti o per tutta una serie. E tu non puoi non tener conto di queste cose. Dove si formano queste vicende? Dov'è che tu riesci a
discutere, a trovare un terreno comune di confronto in questo incrocio, nella capacità cioè di mettere insieme i bisogni reali e non di nasconderseli, cosa che spesso tutti noi possiamo anche fare nella vita quotidiana, e invece nel guardarli in faccia, sapendo che molte volte si può imparare, e dall'altra nel formalizzare tutto questo come un'esigenza non di bisogni individuali, ma come un'esigenza del territorio, della politica territoriale, e quindi non deputando la politica territoriale solo a, questa volta vado contro Laura, numeri, nel senso che cioè, è questo, quindi siccome ne abbiamo 33, il 34esimo non si può fare, no, andando dentro a guardare se e come rispondono a un terreno fertile per quei bisogni di cui Antonella parlava. Questo è il modo di distinguere la visione dello sviluppo di un territorio, dello sviluppo di un comune, dello sviluppo di un'amministrazione pubblica. E questo è il grande contributo. Dopo io ridarò ovviamente la parola ad Antonella e anche la parola a Laura e a Giacomo. Però intanto, dopo queste troppe parole che ho già detto io, vi chiedo se avete qualche domanda, qualche intervento, qualche richiesta su Antonella o su Laura, qualche cosa che vogliate dire. Prego, se qualcuno vuole, le porte sono, come si suol dire, aperte. Siamo quasi una biblioteca. Ma mi sento di fare alcune considerazioni da bibliotecario. Forse sarebbe bene, esatto, grazie. Zero Branco ti può venire. Sì. Ex Zero Branco. Paolo, dammi una mano. Caliamoci nella realtà moglianese, quindi nel nostro contesto. Allora, quelli che hanno 50 anni meno del sottoscritto in biblioteca non ci vanno, a meno che non ve lo dica l'insegnante, il professore, quant'altro, per prepararsi. Quelli che hanno la mia età non vanno alla biblioteca di Mogliano Veneto, vanno alla biblioteca di Malcom, perché soddisfa maggiormente delle richieste che qui a Mogliano non si trovano, e l'ambiente non è certamente di quelli più favorevoli. Pensiamo a Mogliano. Decisiva è l'impostazione dell'Antonella, che attraverso le molteplici esperienze immagina una biblioteca come una specie di centro sociale, cioè un posto dove assieme ai libri e allo studio ci sta il centro giovani, ci sta possibilità di avere spazi per attività che vanno dalla saletta per la proiezione alla sala musica, al punto di incontro delle piccole conferenze. Bisogna però ragionare su questo luogo, se è da creare o se si può invece rigenerare qualcosa di esistente. Su questo a breve bisognerà che il PD, come gli altri se vogliono, debbano ragionare. Dopodiché, altro elemento decisivo, questo sì basato sulla mia esperienza diretta, e credo l'Antonella condivida, in biblioteca non ci può andare un tipo qualsiasi, deve andarci un tipo che ha un certo tipo di preparazione e un certo tipo di sensibilità. Se si fa il bando per l'assunzione pubblica è una cosa, se come si fa adesso si terziarizza, quello che arriva. È molto importante curare questo aspetto, perché in situazioni molto improbabili come quelle dove ero capitato io, si è riusciti a trasformare tutta una serie di situazioni negative in situazioni positive. C'è una biblioteca distante dal centro, collocato in un edificio assolutamente nato non per essere una biblioteca, ha giocato l'atu del avere un parco, di avere dei servizi sportivi nei dintorni, e a convincere l'amministrazione comunale a comprare il parco, l'edificio, per farci poi una biblioteca nuova e addirittura un auditorium. E tutto questo a pochi chilometri da Mogliano Veneto, in un comune che ha un terzo che aveva all'epoca un terzo degli abitanti di Mogliano Veneto. Ups, cos'è successo? Se c'è un concerto di volontà, di intelligenza, queste cose succedono. Il problema è che a Mogliano, se facciamo un'indagine nei nostri 28.000 concittadini, quanti diranno di avere l'esigenza di una biblioteca?
non avendola praticamente mai utilizzata se non in maniera secondaria. Quindi bisognerebbe scatenare qualcosa, soprattutto nella fascia anche più giovane, per far sì di far capire che una biblioteca non è solo il posto dei libri, è un posto dove ci puoi fare anche le altre cose, quelle che l'Antonella citava. Il contenitore dove sarà? Vabbè, bisognerà porselo il problema, ma non è che dovremmo farla domani altro, ragioniamoci prima in maniera, diciamo così, intelligente e poi vediamo di farlo, di trasformarlo eventualmente se c'è questo contenitore. Prego. Approfitto del microfono qua. Intanto grazie per gli stimoli, grazie perché trovo molto interessante, molto bello quello che è stato detto fino adesso. Due sono le cose che cerco. Allora, quando si parlava ancora nella precedente amministrazione della biblioteca, io continuavo a dire che insomma la biblioteca è un problema di terminologia probabilmente. È quello che mi fa strano per me, che insomma, in una città di 30.000 abitanti non può non esserci un centro culturale che diventa il punto di... Mi piace molto di più la parola laboratorio che hai tirato fuori oggi perché ha più senso e perché è più vero, perché al di là della difficoltà poi di coinvolgere le persone, che poi uno si mette già nel problema come faccio a riempirlo, però è chiaro che devi rendere una cosa che sia attrattiva per fasce di persone diverse. Nella tua ipotesi dicevi tu vai a cercare quelle persone che più difficilmente riesci a conglobare con altri meccanismi, corsi di eccetera, li devi tirare dentro. Ma al di là di questa difficoltà, che è già una difficoltà sulla difficoltà, il fatto di rendere attrattivo vuol dire che se tu hai uno spazio e lo dai a gestire gente che è capace di farlo, naturalmente, che devi selezionare le persone, sono d'accordo. Fare dei corsi di teatro e fare un'attività teatrale che parte dall'espressione corporea, va con la recitazione, va a imparare a confrontarti con un testo e così via, ti innamori di questo anche ai 10 anni, a 15 anni e così via. Se sei capace di fare questo, crei un legame poi con una fascia di persone che sono gli amici, che sono le famiglie, se no non li vedi, non li fai soltanto se gli porti lo spettacolo di un grande attore, perché quello seleziona il gruppo di persone che è già colto. Se fai un tentativo di leggere i libri, le persone che amano leggere i libri, che cominciano a fare i circuiti di autolettura e così via, se fai questo e lo animi in continuazione, è un circuito che si allarga. Se adesso che non c'è più Pino, ma se trovi qualcuno che ti organizza stabilmente, come dicevi prima, il circolo degli scacchi, dove ci vanno i giovani, i ragazzi che cominciano a tirarli dentro e così via, a fare, ma deve essere uno spazio non che fai occasionalmente con una fatica mostruosa perché dici dove facciamo sto anno il circolo, chi è che mette a disposizione il tavolo, lui che fa il laboratorio, che adesso mi stava parlando delle difficoltà di fare il laboratorio con le scuole, vuol dire che c'è uno spazio di laboratorio di chimica, di fisica, di biologia che non è dentro nella scuola, perché sennò lo rifiuti, devi saperlo proporre. Però ce ne sono tante iniziative, quelle della musica sicuramente, che possono essere canali in cui tu aggreghi le persone, e se crei questo tentativo di unirle, dargli e mettere in comune appunto in spazi che sono molto vicini, se non lo stesso non puoi, devi condividerle anche, ma tutto il problema della gestione è un altro aspetto ancora, dopo ci si ragiona. Prima ancora dello spazio, secondo me, della sede, il problema è come organizzarlo. Se no, giustamente, qualcuno diceva vado a Marcon che forse è meglio, per alcune cose sono andato a Spinea, per altre cose, qualcuno vado al Candiani, ma voglio dire, vai intorno, però la città non lo fruisce, ecco. Però gli stimoli che avete dato, secondo me, sono d'accordissimo, grazie. Ci sono altri? Prego. Sì. Allora, ringrazio intanto i relatori, ho ascoltato le ultime battute ma conosco un po' la tematica che ha affrontato Antonella Agnelli. E quindi tutto questo bel discorso poi calato a Mogliano diventa un po' complicato.
Allora diventa complicato, però prima di affrontare la questione bolognese vorrei partire da una battuta che ho sentito qui nell'ultimo intervento, cioè quante sono le persone a Mogliano che sentono l'esigenza di andare in biblioteca. Allora io dico, un'esigenza, un bisogno non è che nasce così, vero, spontaneamente, bisogna coltivarlo, e coltivare questo bisogno si comincia fin dalla scuola. Mi dispiace, io sono un insegnante in pensione oramai, ma ultimamente, negli ultimi anni, mi sono trovata nella difficoltà di far leggere un libro all'università ai miei studenti. Perché se voi avete sentito per esempio la trasmissione di ieri sera per Report, che era incentrata sulla Unicusano, una cosa scandalosa, abbiamo sentito che all'Unicusano basta pagare, non si comprano libri, basta scaricarsi le slide che vengono messe in internet e uno si laurea e ha un titolo riconosciuto dallo Stato italiano. Nelle università non telematiche, come quella di Padova, come quella di Bologna, come tutte le università ormai in Italia, fare una bibliografia per un corso di studi è diventata un'impresa difficilissima, perché è sempre troppo gravoso, ma troppi libri, ma troppo peso didattico che viene appunto attribuito agli studenti. E allora bisogna ridurre fino a ridurre a che cosa? Il fatto che tutti chiedono le slide, se le imparano a memoria, ma qui in questo paese, per il fatto che non si legge più, nessuno pensa più. Sentite pensieri intelligenti voi? Sentite idee nuove rispetto a tutti i problemi che abbiamo oggi? Non ne sentiamo, semplicemente anche perché non leggiamo, perché soltanto un libro, diceva quel famoso scrittore e filosofo che era Carlyle, tra le cose che gli uomini hanno fatto, niente più importante e meraviglioso di un libro, perché il libro ti consente di riflettere, di pensare, di associare idee, di progettare, di inventare. Se noi non leggiamo più, non inventeremo più niente, non progetteremo più niente, infatti siamo qui tutti nella difficoltà di esprimere qualcosa rispetto ai problemi che abbiamo di fronte. Questa è la prima partita. Allora, io mi sono messa a studiare la storia della biblioteca di Mogliano Veneto. Nascono le biblioteche qui comunali come biblioteche, come voi sapete meglio di me, popolari. Nel 1861 nasce la prima biblioteca in Italia ed è una biblioteca circolante che andava incontro al popolo, alle esigenze e cercava di far leggere la gente. Ora noi abbiamo burocratizzato tutto, istituzionalizzato tutto, irrigidito tutto, reso tutto inamovibile e fisso e non abbiamo più nessun contatto con la realtà e con il mondo in cui viviamo, comprese le biblioteche che rischiano di morire implodendosi loro stesse, mentre dovrebbero essere quelle piazze, come si dice, che non sono, perché non è una piazza certamente la biblioteca di Mogliano, anche se in luce è una qualcosa che richiama la piazza, perché io che ho vissuto questi mesi lì dentro ho visto anziani, ho visto giovani mamme con bambini che entrano in biblioteca, ho visto persone, ho visto signore, ho visto di diverse età, quindi c'è in luce questa esigenza, ma va coltivata, va espansa, altrimenti muore anche questa. Allora noi abbiamo fatto morire tante cose, abbiamo fatto morire i teatri, io dico. Non dobbiamo far morire anche le biblioteche, questa deve essere una sfida che noi dobbiamo cogliere. Questa è la prima partita. La seconda osservazione che voglio fare è questa. Chi deve definire e organizzare un servizio come una biblioteca, che abbiamo sentito dalla presentazione che voi avete fatto, è strettamente legata alla cittadinanza, deve formare la cittadinanza, deve coltivare la cittadinanza. Lui diceva con l'idea risorgimentale deve formare il popolo italiano. Bene, allora chi deve definire questo servizio? Quelle biblioteche all'origine nascevano dal basso, sono nate dal basso, anche quella di Mogliano è nata dal basso, è nata dalla gente che ha donato libri, che si è dedicata a questo servizio, maestri volenterosi, gente più o meno sensibile alla cultura che ha fatto questo. Adesso invece le biblioteche vengono decise dai politici, perché questa è la realtà. Noi adesso qui a Mogliano si sta ragionando, avete sentito parlare tutti di una nuova possibile sede della biblioteca di Mogliano, ma chi definisce questa sede e come verrà organizzata questa sede e che cosa ne sa la cittadinanza di questa possibile sede? Niente,
Niente, perché sarà definita dai politici che amministrano la città in questo momento. Ma così non diventerà una biblioteca piazza, così non sarà una biblioteca vissuta, così non interpreterà i bisogni dei cittadini. E abbiamo oltretutto sprecato, perché oltretutto quella che sembra esserci prospettata è una biblioteca che deve necessariamente essere contenuta in un contenitore già definito, che niente ha di tutto quello che noi abbiamo detto. E qui chiudo. Ci sono altri interventi? Facciamo un secondo giro. Facciamo un secondo giro. Una allora. domanda Allora, solo, una domanda prego. solo, una Prego. domanda. Oscar. Voi non so se frequentate le biblioteche del Veneto, non so che giudizio date. Io per esempio frequento per ragioni diciamo di mie ricerche due biblioteche, la VES di Mestre e la prestigiosissima Biblioteca Bertogliana di Vicenza. E tutto questo mi porta ad avere 3-4 tessere, perché per entrare in biblioteca bisogna avere una tessera, altro che ingresso libero. Ora per me non è un problema farmi una tessera, però immagino diciamo che per i cittadini che magari una volta c'era l'emeroteca vicino a Piazza Berretto, adesso non c'è neanche più l'emeroteca, e io ho scoperto un'altra cosa, sto parlando ancora di cose del tutto tradizionali, che le biblioteche non dialogano neanche tra di loro. Per esempio, per diciamo, avere un libro che non è presente nell'area della città metropolitana di Venezia e magari è presente nel Veneto, non è possibile che la bibliotecaria o bibliotecario di Mestre faccia una richiesta per farselo mandare. Bisogna andare direttamente in quella biblioteca. Sto parlando di cose molto tradizionali. La seconda cosa che volevo dire, e poi chiudo, Laura, bisogna pensare, giustamente, tu dici alla rigenerazione urbana fatta in modo diverso, no? Ormai gli spazi pubblici non esistono più, persino le panchine hanno tolto, ormai anche i marciapiedi, no? È tutto plateatico ormai, basti guardare quello che succede a Venezia. E però qui c'è un punto sul quale io insisto spesso, come sai, ma perché tutto questo non avviene? C'è un tema, il tema è quello della rendita. Se noi non aggrediamo il tema della rendita e continuiamo anche noi di centro-sinistra a dire che non c'è nulla da fare di fronte ai crediti edilizi, come vengono chiamati, che è una grandissima balla, quella dei crediti edilizi, noi continueremo a fare centri commerciali, perché ci si dice, devi essere realistico, l'unica cosa che si può fare per recuperare gli edifici è quella di fare un centro commerciale. E così noi rimarremo sempre di più senza spazi pubblici. Questo è un tema che io considero centrale anche per le prossime elezioni amministrative. Grazie Oscar. Prego. Adesso o dopo? Vorrei fare prima, se no ci sono troppe cose. Troppe cose? Allora facciamo un giro adesso di risposte, prego. Più veloce Una piccola comunicazione di servizio, mi dicono di dare dalla regia. Il libro di Antonella Agnoli è disponibile alla vendita in fondo dove c'è Speriamo Renzo. che a tutti venga voglia di comprare. Con lo spot. Allora, grazie per le tantissime sollecitazioni. Molto brevemente riprendo alcuni punti. Perché le biblioteche in Italia non diventano
punti importanti della rigenerazione urbana. Intanto secondo me perché c'è una quantità di edifici in tutta Italia da recuperare e quindi recuperiamo un palazzotto e poi che cosa ci mettiamo dentro? Ci mettiamo la biblioteca. Che quel palazzotto vada bene, che sia nel posto giusto, che sia adatto, è del tutto ininfluente. Io l'ho vissuto molto nel sud, ma questo è comune. Allora, per decidere se un luogo va bene, bisogna tenere conto di tutta una serie di elementi che non voglio qui però trattare. Ma perché non viene usato il luogo biblioteca come un luogo che può rigenerare un territorio? Perché le nostre biblioteche non sono così importanti come le biblioteche all'estero. Perché la biblioteca di Aarhus, e qui possiamo anche tirare in causa una serie di realtà italiane, è stato uno dei punti fondamentali della candidatura di Aarhus a capitale europea della cultura. Io ho lavorato per Matera, voi credete che siamo riusciti a fare un palazzo che c'era già, trasformarlo in una biblioteca? Non è stato assolutamente possibile. Palazzo Lanfranchi, che tra l'altro sta nella piazza principale di Matera. Perché? Perché sono del tutto non interessanti e questo è un problema. Allora perché tu a Aarhus decidi, e potrei citare decine di esempi, di farlo uno dei punti forti del progetto della capitale e dopo una serie di luoghi considerati vicino all'università in un altro posto decidi di farla diventare il punto di riqualificazione del porto. Tanto è vero che si chiama Dock One perché è il primo dei dock del porto e da lì riparte la rigenerazione, perché è un luogo che ha, e potrebbero anche le nostre, ha migliaia di persone che la visitano al giorno. Allora voi non ditemi che questo non è possibile. Bologna ha circa 4.000 persone che entrano a Sala Borsa tutti i giorni e sono persone di tutti i tipi che vanno dai turisti agli homeless che passano tutta la loro giornata lì dentro perché non sanno dove altro stare e perché si può stare tutto il giorno in un posto senza dover consumare, perché oggi quello che diceva non solo c'è l'occupazione di tutto quello che è nostro, è territorio nostro e viene occupato da macchine, da DO, ma in più se tu vuoi utilizzare un posto devi consumare, se vuoi fare la pipì devi pagarti un caffè, eccetera eccetera. Quindi la biblioteca costituisce anche quel luogo di libertà e anche che combatte, no? Una serie anche di nuove povertà che sono tra l'altro sempre più consistenti purtroppo, no? Allora, è perché non è interessante. Voi urbanisti, e ne abbiamo parlato prima, non vi è mai saltato in mente di inserire, ne avevamo anche parlato con Edoardo Salzano, di inserire all'interno degli standard, no? Che individuate per dire che quel territorio, la biblioteca, non è interessante. Cominciamo da questo punto e non abbiamo nostalgia. Io ci lavoro da 50 anni ma non ho nessuna nostalgia delle biblioteche che non abbiamo mai avuto, perché abbiamo sempre avuto biblioteche per pochi. Questo è un paese che si è alfabetizzato recentemente, che fino alla scuola unica, media unica, eccetera, era un paese che aveva dei dislivelli pazzeschi, e che adesso stiamo ritornando grazie a una scuola che non ha più l'ascensore sociale. E questo potremmo aprire una miriade di discorsi, perché si festeggia in Parlamento Don Milani, in un Parlamento dove c'è un ministro che lo presenta e che parla di merito. Io credo che Don Milani fosse lì che saltava da tutte le parti, no? Allora, io non ho nostalgia, e non ho soprattutto nostalgie e mi dispiace, non sono così d'accordo, militando da anni. Allora, questo è un paese che non ha mai letto molto, non diciamo ritorniamo a leggere, è un paese che non ha mai avuto i tassi di lettura che hanno i paesi nordici. Adesso abbiamo il 40% di persone che leggono,
I paesi nordici hanno l'80% e non è che non hanno i telefonini, che non hanno i computer. Ecco, allora ci sono delle cause storiche e delle cause che non... Ecco, quindi io non posso dire rileggiamo. Per moltissime persone non è mai stata una pratica. Le famiglie italiane, la maggior parte, non ha più di 10 libri in casa, eccetera, eccetera. Quindi io non voglio rifare storie che conosciamo tutti, però cerco anche di essere un po', come dire, non ho nostalgie. E se la biblioteca all'estero, la public library, non ha bisogno di trovare un altro nome per definirsi, è perché è sempre nata come biblioteca sociale, è sempre stata dalla parte di tutti. Il primo libretto che ho scritto, questo sulle biblioteche per ragazzi, che ho fatto una ricerca sulle biblioteche per ragazzi negli Stati Uniti, a metà dell'800 le biblioteche per ragazzi erano piene così perché avevano la stufa e a casa avevi freddo e quindi andavi in biblioteca perché c'era la stufa, poi c'era anche altro. Ma allora noi abbiamo bisogno di inventarci un luogo che non abbiamo mai avuto o che c'è forse in alcuni posti, ma non c'è diffusamente. E quindi il lavoro che io sto facendo da anni incessantemente è quello di costruire un nuovo immaginario, perché non è vero che i cittadini non vengono perché non sanno, non vengono perché non gli interessa. Qui c'è, sono felice che ci sia il nuovo bibliotecario di Spinea. Allora, c'è una cosa che io ricordo quando ho cominciato a lavorare a Spinea, poi avremo tante storie da raccontarci, sono felice che tu ci sia. Io sono entrata in un luogo che non aveva neanche un libro, era una bellissima villa veneta con un grande parco, non c'era neanche un libro, avevo 500.000 lire ed ero in più una persona che non aveva mai frequentato una biblioteca, preferiva le discoteche alle biblioteche o le sezioni del partito, una che era poco studiosa. Però le biblioteche in quel momento nascevano come centri culturali, perché nascevano sull'onda del 68, nascevano sull'onda della scuola media unificata, nascevano su un'onda, no, che richiedeva posti differenti. Non si chiamava solo biblioteca, si chiamava biblioteca centri culturali e quindi facevamo allora di tutto. I primi libri che sono stati acquistati con quelle 500.000 lire sono stati libri per bambini, cosa che non era così scontata che uno acquistasse in una biblioteca libri per bambini, e per di più di case editrici anche un po' particolari, dalla parte delle bambine, la M Edizioni, eccetera, eccetera. Questi bambini entrarono in biblioteca spalancando la porta dicendo ciao Antonella, e dietro avevi la mamma ingobbita che bussava alla porta dicendo permesso. Questo a me mi ha segnato moltissimo ed è la cosa che mi porto dietro per tutta la vita. Perché quel bussare? Perché quelle spalle un po' ingobbite? Perché sto entrando in un posto che non è per me. Sapete cosa gli ho messo? Facendomi criticare da tutti i miei colleghi, gli ho messo Harmony. Se gli avessi messo Kafka o la Treccani non le avrei mai più viste. Spinelli è arrivata ad avere metà della popolazione iscritta alla biblioteca. Allora questo significa che è un progetto culturale, non è un luogo, è un progetto. Per me è stato inconsapevole, ho ricostruito dopo questa storia. Allora come arrivare? Non è il luogo, è qual è il progetto culturale che voi volete per questa città? E ogni anno, come dire, ogni periodo ha il suo progetto. Quello che abbiamo fatto allora a Spinea non andrebbe più bene oggi, perché le cose sono cambiate, perché non possiamo trascurare il fatto che c'è. L'altro giorno c'era un docente universitario che ha almeno 200 studenti che fanno l'esame con lui e diceva vogliono prendere 25, se la fanno fare da ChatGPT, che se la facciano fare. Vogliono prendere 30, devono metterci qualcosa di loro. Ma come combattiamo tutto questo, signori miei? Dicendo che bisogna ritornare solo a leggere? Non ce l'ho con lei. Non è così. Noi dobbiamo aiutare gli anziani, perché qui si parla di giovani, non si parla di anziani, a impossessarsi delle tecnologie.
a diventare delle persone competenti su questo, e la biblioteca deve essere estremamente militante su questa cosa. Primo, quindi, e io non voglio il luogo anziani, non voglio il luogo giovani, non voglio il luogo Pinco Pallo, vorrei un unico luogo dove queste persone si mescolano e fanno cose diverse insieme, perché il problema oggi è di fare delle cose insieme, ok? Altra cosa, cerchiamo se possibile di fare servizi che mescolino tanti altri servizi differenti. Ad esempio, le case della salute starebbero benissimo assieme a una biblioteca, perché oggi il tema più importante, sicuramente a livello europeo, ma anche in Italia, non si misurano più come indicatori, no? Quanti biglietti faccio, così. Sì, c'è questo famoso BES, che è quello che misura lo sviluppo, no? Delle persone dal punto di vista della cura e del benessere ecosostenibile. Allora, esistono degli studi molto seri che ci dicono che le persone che fanno delle attività culturali si ammalano di meno. Gli anziani che stanno meno soli e non stanno nelle case solo per anziani, se fanno delle attività culturali insieme, prendono meno psicofarmaci. Non lo sto dicendo come battuta, esistono degli studi molto seri su questo. Allora, secondo me, oggi la cultura, la biblioteca deve essere cura e benessere. Sono due parole che li metterei insieme. Cultura come benessere, cultura come cura, cultura come crescita dei cittadini. Se facciamo un'indagine di quanti hanno bisogno della biblioteca, nessuno, perché uno dovrebbe andare in biblioteca se non insieme a loro gli creiamo un immaginario, e a quel punto, e vi assicuro, saltano fuori i reper caffè. Che cosa sono? Li dicevo prima, glielo raccontavo a loro e dicevano che belli. Sono dei luoghi che combattono il consumismo, no? Dove ci sono dei cittadini che sanno fare, a Bologna si chiamano i ciapinari, non so che esiste, quelli che sanno aggiustare le cose, no? Che si mettono a disposizione per altri che hanno degli oggetti che sono rotti. E siccome adesso l'idea è che ogni volta che si rompe qualcosa la butti, perché nessuno la sa, quindi diventa anche un qualcosa che combatte, no? Il consumismo, che combatte eccetera eccetera. Hanno un successo enorme, però io non glieli voglio progettare io, vogliamo che insieme decidiamo che cosa. Quindi prima di tutto c'è il progetto, poi c'è come gestiamo quel luogo, e qui salta fuori il tema delle competenze. Allora, siccome chi lavora in un luogo di questo genere probabilmente non ci interessa più che sia il bibliotecario formato a fare le schedine come si facevano una volta, la catalogazione dei libri, ma ci interessa che sia un mediatore, una persona che riesce a comunicare, una persona che riesce a intercettare i bisogni, che riesce a creare ponti, creare alleanze. Qui c'è il tema delle alleanze. In giro ci sono un sacco di luoghi creativi, di luoghi di gruppi, no? Che stanno in piedi, muoiono, nascono, hanno finanziamenti di fondazioni bancarie, che hanno una creatività e una capacità, no? di guardare, di leggere il mondo straordinaria. Noi dobbiamo fare delle alleanze con questo. Io non voglio volontari, voglio persone che siano pagate, ma che mi portino dentro delle competenze, le competenze di cui abbiamo bisogno. Che oggi per lavorare in una società così complessa, voi pensate che basta una persona con una competenza se vogliamo farlo funzionare? E poi l'orario. Quindi questo tema, dopo arriviamo all'edificio, ma l'edificio, se dovessi dirvi, è l'ultima cosa di un percorso. E quindi se posso darvi un consiglio, non concentratevi sull'edificio, concentratevi sul percorso per arrivare, qual è il luogo migliore dove andare, perché a quel punto diventa anche più facile decidere se va bene o no, se non va bene, ma anche
come trasformarlo, come riutilizzarlo. Quindi non concentratevi sull'edificio, se posso dare un consiglio. Io come mestiere, non mi sto proponendo, faccio la figura che sta in mezzo tra le amministrazioni e i cittadini e i tecnici, perché poi se tutto questo finisce in mano al RUP del comune, per il quale la biblioteca, come la strada, come la fogna sono esattamente la stessa cosa, non si va da nessuna parte. Quindi c'è bisogno di avere, come un ospedale, non lo faremo mai progettare a qualcuno che non ha anche delle competenze specifiche. Allora, il problema è qui, salta fuori il tema degli architetti. Io lavoro con degli studi, ho lavorato con tantissimi architetti, per i quali la biblioteca sono dei libri messi lungo le pareti con dei tavoli. Se poi ci mettiamo qualche poltrona di design, ancora meglio. Non è questo. Possiamo fare una biblioteca con i pallet, che può diventare più accogliente, più gradevole, ma perché l'abbiamo pensata e progettata insieme. Scusatemi per questa veemenza, ma mi appassiona. No. Ma in realtà non ho molto da dire dopo la risposta di Antonella, se non dire che vabbè, le biblioteche servono e beh, io direi che politicamente e culturalmente dobbiamo dirlo noi, cominciarlo a dirlo noi, no? Servono perché sono luoghi nei quali possiamo trascorrere del tempo, non solo leggere libri, sono luoghi che contribuiscono ad abbattere le disuguaglianze e questo non è un elemento da poco, non è un elemento da poco perché appunto come tu dicevi la scuola ha delle dinamiche un po', parlo soprattutto della scuola dell'obbligo, delle scuole primarie, come dire, no? Cioè, rischiano di diventare sempre più polarizzate, no? Porto i miei figli lì perché non ci sono gli immigrati, cioè ci sono, esatto, no? Esatto. Però ecco, la scuola che ho frequentato io non esiste più. E quella scuola lì la scuola deve cambiare. Certo, però deve cambiare non in funzione di una polarizzazione sociale, perché tu non vuoi che i tuoi figli conoscano il mondo, perché poi è quello che serve la scuola, no? Ecco, allora, dopodiché dobbiamo tenere conto anche di questo e intervenire, però ecco, queste strutture servono anche a questo. Poi sulla questione della rendita, Oscar, sì, cioè purtroppo è così, dopodiché io farei una distinzione tra quello che è l'operatore privato e l'operatore pubblico, pur sapendo che comunque la Costituzione riconosce anche alla proprietà privata un valore sociale, quindi qualcosina bisognerebbe dire anche su quello. Ma l'operatore pubblico deve anche osare un po', deve sperimentare, deve avere anche, cioè se tu hai un patrimonio di cui non sai cosa fartene, di cui non hai i soldi per rimetterlo in piedi, osa, dallo a qualcuno, non è che lo devi regalare, però costruisci dei sistemi tali per cui tu dici bene, gruppo di giovani che vogliono impiantare una qualche attività, me lo dovete restituire uguale, non peggio. Cosa perdi tu? Nulla, non perdi nulla, perché è lì, non lo usi, non hai i soldi per investire, cade a pezzi e cadrà sempre più a pezzi se nessuno lo usa. Quindi perché non inventarti forme veramente di collaborazione con la cittadinanza, con gruppi di cittadini che possono costruirci dentro anche delle biblioteche, no? Ecco, l'operatore pubblico non lo fa per tanti motivi,
per questioni anche di carattere in parte normativo, perché già se tu ti attrezzi con un regolamento sui beni comuni le cose diventano più facili da fare, no? Allora, queste sono cose che gli amministratori dovrebbero fare, osare anche un po', avere un po' di coraggio e anche sperimentare, dire proviamo a farlo, mal che vada tornerà indietro quello che avevo, non ci rimetto nulla. Ecco, io ti risponderei così. Provo un attimo a raccogliere un po' di sollecitazioni che sono arrivate questa sera e anche a metterle a sistema con quello che è il dibattito che abbiamo affrontato internamente fino adesso. Giustamente prima si richiamava da un lato a che tipo di politiche culturali noi vogliamo portare all'interno del nostro territorio e quelle che possono essere le interlocuzioni che creiamo all'interno di questo territorio. Per cui una cosa che mi ha fatto, diciamo, invertire il punto di vista in queste settimane in cui abbiamo preparato questo incontro e ci siamo approcciati a questo tema, è per esempio come questo centro culturale dialoga con delle eccellenze che questo territorio ha. Questo è un tema che ha portato alla discussione Maurizio molto bene. Noi siamo per esempio una terra che vive e si nutre di eccellenze all'interno del design, all'interno della moda. Pensiamo a Stefanel, pensiamo a Benetton da un lato. Siamo una terra che si nutre di eccellenze dal punto di vista dell'agroalimentare. Pensiamo a tutta la questione, lasciando un attimo da parte il tema ambientale del prosecco, pensiamo a tutta la questione del radicchio di Treviso, pensiamo a come questo posto, questo luogo entra in comunicazione con tutto l'asset culturale del veneziano, che è un asset anch'esso produttivo, che genera ricchezza non solo dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista economico per questo territorio. Butto lì un'altra sollecitazione. Com'è che questo luogo andrà a interagire con due istituti superiori che insistono all'interno della nostra città? Un altro, come andrà a interagire con quelle che sono le istituzioni culturali internazionali che ha questo territorio? Proviamo a pensare alla Biennale, che è a un tiro di schioppo da qui. Proviamo a pensare anche ad altre situazioni che nel territorio esistono e prosperano. Ecco, per cui, come giustamente diceva Maurizio, secondo me e anche secondo noi rispetto al dibattito che stiamo portando avanti, deve esserci la vera cifra identitaria che spinge le persone a votare per noi piuttosto che per qualcun altro. Perché o noi siamo quelli che come stasera ripropongono i tavoli della sagra in Piazza dei Caduti esattamente come sta facendo questa amministrazione, per cui per noi quello è il modello culturale di riferimento, e allora state pur sicuri che la gente voterà come sempre solo ed esclusivamente l'originale che propone questa ricetta qua, oppure noi ci assumiamo anche il rischio, che si diceva prima, l'onere e l'onore all'interno della nostra proposta politica di dire che la politica deve anche tornare un attimo a quello che era un'ambizione primordiale, mi viene da dire, che è quella di cambiare la società, non semplicemente di amministrare l'esistente, di tappare qualche buca per strada, che sì, all'interno dei rapporti e delle relazioni quotidiane che si hanno con i cittadini c'è e ci deve essere, ma il centro-sinistra, l'ala progressista, chiamiamoci come cavolo vogliamo, deve, a nostro giudizio, alzare il livello, cioè dire alle persone: la nostra proposta politica è in grado di emancipare rispetto allo stato dell'esistente e portare la nostra comunità, la nostra società ad uno step successivo,
che non è semplicemente quello della città piccolo, media, di provincia all'interno del Veneto leghista o leghistizzato. Noi dobbiamo riproporre dal nostro punto di vista una nuova egemonia culturale. La gente deve riconoscere la nostra proposta, perché all'interno della nostra proposta ci sono le leve per un cambiamento, per far sì che questa città non abbia come punto di riferimento, ripeto, la provincia intesa come circuito chiuso, ma che parta dalla provincia, parta dalle ricchezze di questo territorio per essere messa in collegamento con quelli che sono i modelli europei occidentali più avanzati del settore. Per questo noi, quando parliamo per esempio del discorso che faceva prima Oscar sull'area ex Nici, colleghiamo l'area ex Nici anche con la disoccupazione che porterà la digitalizzazione e l'automazione dei processi produttivi, per cui diciamo è inutile continuare a costruire supermercati, perché se costruiamo supermercati tra 10 anni perderemo posti di lavoro, e quindi anche qui la nostra proposta culturale che facciamo sul territorio deve avere anche l'ambizione, dal mio punto di vista, di avere una formazione continua e perpetua in cui noi all'interno di questo centro culturale diamo gli strumenti alle persone per affrontare questa trasformazione digitale, questa innovazione che sta prendendo sempre più piede, per far sì ancora una volta che le persone non rimangano da sole. È questa la nostra cifra identitaria che dal nostro punto di vista deve caratterizzarci rispetto a questo, per cui non vediamo neanche come un'idea peregrina che se dall'altra parte si dice a spot, l'ultima volta hanno detto piscina, piscina, piscina perché la piscina fa figo, oggi dicono biblioteca, biblioteca, biblioteca perché la biblioteca fa figo, noi al fa figo dobbiamo riuscire a fare quello che diceva prima molto banalmente anche Maurizio, ovvero quello di costruire una dimensione, un immaginario che sia altro e che abbia anche l'ambizione di trasformare la comunità che vogliamo andare a amministrare, se no diversamente facciamo gli amministratori di condominio e non facciamo più politica. C'era ancora qualche domanda, io vorrei che fosse fatta, ma è una domanda oppure intervento, quindi prego. Prima eri tu. Sarà molto cattiva. E i più cattivi sono molto quelli più che cattiva di quanto non tutti. pensiate. Ci piacciono tanto. Bene, allora mi consentirete di fare questa cattiveria, molto cattiva. Io frequento la biblioteca da circa 2 anni e mezzo, da quando ho smesso di lavorare, eccetera. E sono un frequentatore abituale, cioè vado ogni giorno e sto anche delle ore. Quindi la conosco, la nostra, piccolina, piccolo. So chi va, so chi viene, so cosa fanno, so quanto sono bravi coloro che lo gestiscono, loro, so quanto servizio danno in maniera veramente importante per la piccolezza della nostra cosa. E poi io impazzisco quando arrivano i bambini, sarà per motivi particolari. La nostra biblioteca, ecco la mia cattiveria, lo dico con molta cattiveria, molto dei presenti di tutti noi qua, saremo 100? Facciamo finta di essere 100. Questi 100, l'85% non sono mai venuti in biblioteca, non conoscono la biblioteca, non ci vengono, non li ho mai visti venire a prendere un libro, non li ho mai visti di viso. Per cui che mi vengano adesso a raccontare le favole, che mi vengano adesso a dire i castelli, stiamo parlando di meraviglia, voi ci avete fatto volare. Allora, non sanno che invece quello che lui diceva, lui è stato assessore per tanti anni a Mogliano, ha vissuto la realtà di Mogliano, conosce la storia della biblioteca forse, se ci ha mai pensato,
Il fatto che mi dice che le 2 biblioteche o le 3 biblioteche che frequentano il Veneto non fanno quel servizio che invece esiste. Cioè io stamattina ho ricevuto dalla biblioteca di Spinea l'avviso che il libro che avevo preso un mese fa era in scadenza. Ho risposto dicendo: per favore mi potete rinnovare di un mese? Dopo 20 secondi ho avuto la risposta: certo, te lo possiamo rinnovare. E dico questo per dire, sono 2 entità differenti, perché noi siamo gestiti da, adesso non so come si chiami, da Treviso, comunque da quella parte di là. Spinea è Venezia, per cui quello che lui raccontava, che va non so, a Vicenza piuttosto che da un'altra biblioteca, non è esattamente così come lui dice, oppure diversamente. Allora, sapete perché non vengono? Perché non c'è il numero civico. Non c'è il numero civico. Non esiste un numero civico. Come 4 anni fa non si sapeva chi fosse Scoffone, e ancora adesso non si sa chi è Scoffone, e lo abbiamo fatto risuscitare noi, Scoffone, io e la Sodo, questa signora qua, che era assessore quando Scoffone è stato, quando la biblioteca è stata intitolata a questo professore universitario di Padova, illustre chimico. Adesso io mi sono accorto che non c'è un numero civico, cioè noi non abbiamo numero civico. Venite a cercarlo, infatti io mi sono messo adesso a fare la ricerca da Sherlock Holmes e ho individuato che abbiamo il numero 8, e quindi metterò all'inizio della cosa, prima o poi metterò un bel cartello con scritto numero 8, così il postino sa dove venire a portare la posta. Questo è quanto, caro signor Agnoli, questa è la verità. Prego, signora. Buonasera, io sono la signora Ambiesi Margherita, che fino a dicembre ho gestito il centro polivalente di Bonisiolo, che praticamente era l'ex scuola. Io condivido tutto perché ho adottato il vostro sistema, praticamente da un'ex scuola chiusa, perché siamo il paese più piccolo del comune di Mogliano, abbiamo chiuso la scuola e quindi da là è scattata l'associazione biblioteca, è nata l'associazione biblioteca. In 25 anni abbiamo creato ho creato il riciclo e l'utilizzo perché non c'erano i soldi, quindi ho creato tutto un movimento di persone che venivano a prendersi sono state coinvolte le varie associazioni di musica, di teatro, quindi è stato creato tutto un sistema che camminava da solo, perché infine mi sono trovata anche da sola. Poi si è riformato il gruppo di 10 donne, tutte creative, e quindi da là abbiamo fatto il tutto. Però cosa è successo? Che le cose funzionavano troppo, era troppo bello, l'abbiamo fatta anche ristrutturare, no? Perché quindi è diventato un gioiello come struttura, con un colpo di spugna. Da dicembre abbiamo dovuto fare il bando e abbiamo eliminato tutto. Adesso la nostra biblioteca, l'associazione è ancora in piedi, ma siamo avanti praticamente. Allora c'è il sistema di lavorare per la biblioteca, però bisogna che anche la politica, dopo c'è politica e politica, c'è chi crea, dopo quando è troppo bello, troppo funzionante non va bene. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego. Ok, c'è Roberto e poi la signora. Allora, io vorrei dire che l'esperienza che ho avuto anch'io con la biblioteca di Mogliano è sicuramente molto negativa. Io abito in periferia, molto spesso me li acquisto i libri, ma non vado nella biblioteca di Mogliano semplicemente perché o ci stanno i libri o ci stanno le persone. Per cui già da diverso tempo ho rinunciato a una cosa. Mi sono anche successi degli episodi spiacevoli. Io tra l'altro
ogni tanto scrivo qualcosa, ho avuto occasione di portare alla biblioteca di Mogliano un libro mio che era appena uscito, e non c'era la bibliotecaria, la persona che l'ha accolta ha detto sì, io sono un volontario, lo prendo volentieri, però guardi, posso confessarle, io non leggo, perché non mi piace tanto leggere. Ecco, questa è una storia che è molto vecchia, però esemplificativa di una modalità che è sorpassata. Ora, io ho sentito fare dei discorsi che sono estremamente interessanti e utili per riprogettare un'idea culturale per la città, non necessariamente per la biblioteca. Perché se lo vediamo da un altro punto di vista, Mogliano è ricchissimo di iniziative culturali svolte da associazioni volontarie. Probabilmente ciò di cui c'è bisogno non è come dire, l'esistenza di un'entità che si sostituisca a queste singole realtà molto, molto produttive, ma un qualcuno che faccia da catalizzatore, che riunisca un pochino l'anima della città e che rilanci ogni tanto. Questo sì, c'è bisogno. La domanda però è, e qui arrivo alla domanda, a volte la forma è sostanza, no? Si dice. Improntare il progetto, in questo caso del centro-sinistra, nell'idea di voler sconfiggere un'idea tipicamente commerciale o restrittiva di biblioteca, che si occupi soltanto di libri come vecchi topi appunto di biblioteca, può avere un significato, però credo che non si dovrebbe sottovalutare l'aspetto proprio del dove, perché è chiaro che in un contesto di una realtà come quella moglianese, dove non c'è confidenza con una biblioteca aperta, una biblioteca centro sociale, eccetera, sicuramente potrebbe essere un'idea non compresa il fatto di dire a noi non interessa il posto, sarà semmai un programma, un'idea secondaria, dovrebbero vivere contemporaneamente le cose. Poi è chiaro che bisogna innestare l'innovazione, almeno l'innovazione creativa, però non si può prescindere dall'idea del dove, secondo me almeno. Grazie. Mi pare ci fosse un altro intervento. Sì, Scusatemi, ce ne sono altri ancora che vogliono intervenire? Gianni? Allora facciamo questi due interventi, dopodiché passiamo ad alla risposta di Antonella e di Laura. Grazie, prego. Grazie, cercherò di essere il più sintetica possibile. Io abito a Mestre e 12 anni fa hanno chiuso la biblioteca del Terraglio. E hanno tolto tutti i libri perché dicevano che non era più, diciamo, una biblioteca che poteva essere utile ai cittadini. Invece non era vero, perché vicino ci sono le scuole elementari e le medie. Allora 5 volontari così improvvisati abbiamo preso questo spazio e abbiamo cominciato dalle pulizie di fondo, che era una biblioteca oramai disastrata, i muri, e da 0 libri, dopo praticamente 10 anni, abbiamo più di 8.000 libri. Però il Comune di Venezia, l'assessore alla cultura, ha messo una marea di paletti a noi, perché le scuole che entrano devono avere l'assicurazione, se capita qualcosa a noi dobbiamo arrangiarci noi, qualsiasi rottura ce la dobbiamo pagare. Abbiamo avuto i ladri e abbiamo pagato le serrature. È vero che loro ci danno uno spazio, però diciamo che noi abbiamo tutti questi paletti e adesso non sappiamo perché siamo frenati, perché se capita qualcosa cosa dobbiamo fare? Cioè, questa sera per me è stata una serata illuminante, perché tante volte ci chiediamo, con tutti questi paletti noi presentiamo un programma prima, una volta al mese, facciamo
un incontro, cerchiamo di farlo, cioè di prendere parecchi temi, però abbiamo questo problema che per noi è gravissimo. Come facciamo se qualcuno si fa male? Il comune ci ha messo questi paletti ed è molto grave, perché anche noi abbiamo delle idee in testa, però questo è un problema enorme. Mi fermo perché mi viene da piangere. Grazie. Del Comune di Venezia il sindaco per conoscenza. Quindi la cultura non si mangia. Un altro intervento, Fabio? Prego. Si è rotto? No. Ma velocissimo, perché in realtà riprendo, anzi volevo sottolineare uno degli interventi che mi ha preceduto, ed era l'aspetto della produzione culturale. Qualcuno ha già ricordato che a Mogliano c'è una certa vivacità e certe associazioni hanno raggiunto un livello molto elevato per la qualità delle cose che propongono, con ottimi risultati dal punto di vista appunto della qualità e delle persone che poi partecipano a quegli incontri. E forse il tema della produzione culturale, dell'interpretare un pezzo del ragionamento, la biblioteca, o come lo vogliamo chiamare, come motore per attivare o per strutturare tutte queste iniziative, per organizzarle al meglio e forse, visto che poi stiamo intravedendo anche una nuova amministrazione che potrebbe sostituirsi all'attuale, reinterpretare questa chiave anche il ruolo dell'assessorato alla cultura. Nei piccoli paesi, ma qui in particolare, l'assessorato alla cultura era una cosa un po' grottesca, no? Quindi tra una sagra e un evento così occasionale svolge, cercando di rimpinguare i fondi a disposizione, svolge qualche attività molto molto modesta. Potrebbe essere l'occasione per rivisitare e reinterpretare l'attività dell'assessorato e soprattutto per strutturare meglio tutte queste associazioni che già hanno una produzione di una certa qualità, e questo potrebbe funzionare come motore per lanciare, per attivare un po' come volano tutte le altre attività che poi potrebbero davvero frequentare quel luogo, che non è più una cosa astratta, ma è una cosa dove davvero accadono delle cose, le si progetta, le si programma, e quindi inevitabilmente in evoluzione e in continuo cambiamento. Bene, se siete d'accordo io darei la parola. Prego, c'è un altro, prego, scusami, mi devo Buonasera, io sono qui in doppia veste di cittadina di Mogliano, utente della biblioteca ma anche bibliotecaria, lavoro a Mestre, e volevo dire un paio di cose. Mi auguro che nella biblioteca nuova, al contrario della biblioteca che c'è adesso, se mi correggono i bibliotecari attuali, non c'è una zona morbida per i bambini, non ci sono i materassini. Nella zona bimbi assolutamente dovrebbe esserci, secondo me, una serie di cose, oltre all'allattamento, e assolutamente contemplare ad esempio anche di collaborare un po' più strettamente col progetto Nati per Leggere. E per quanto riguarda gli adolescenti, volevo dare una nota, ottimista, nel fatto che si possono far entrare gli adolescenti in biblioteca, si sta facendo, si spera, alla biblioteca della Bissuola, al Parco Albanese, e hanno fatto, oltre al cambio di arredi, hanno fatto una zona gaming. Spesso pomeriggio organizzano giornate di giochi di ruolo, tornei di ping pong, quindi sono cose buone pratiche, anche non troppo lontane da qua, ecco. E basta, non mi niente altro sinceramente. Grazie. Antonella. Proprio due battute, che abbiate anche voglia di andare a casa. Tocco solo
e uno quello delle associazioni culturali e delle realtà culturali del territorio. Allora, come avete capito, sono una che si muove molto, tanto è vero che il mio editore ha voluto presentarmi dicendo: Antonella Agnoli è un'instancabile viaggiatrice. Questo per dire che non c'è comune, piccolo o grande, dove io vada, che non mi dica, perché noi qui abbiamo una quantità di associazioni, siamo il comune che ha più associazioni in Italia, il che non solo non è vero, ma questo dimostra la realtà e la vivacità che ogni comune ha di associazioni, che di più che di meno. Quando io sono stata per 8 anni a Pesaro, dove quando me ne sono andata da Spinea sono andata a lavorare come consulente, il lavoro più importante che ho cercato di fare con la biblioteca è di farla diventare un ponte nei confronti di tutte le realtà del territorio, che potevano essere associazioni, potevano essere tutte le imprese che c'erano al territorio, me le sono girate tutte, quindi sono andata da Scarolini, sono andata da quello del vetro, adesso non mi ricordo, eccetera, eccetera. E gli ho detto: guardate che quello è un luogo dove potete fare delle cose. E quindi mi ricordo che una volta è arrivato Toscani, ce l'hanno detto 2 giorni prima e noi in 2 giorni abbiamo creato l'evento per Toscani in biblioteca. Quindi senza troppe programmazioni, però quindi serve flessibilità, utilità. Con le associazioni il patto era molto chiaro. La prima cosa, le associazioni, se io mi occupo di un progetto, non devono avere la loro sede in biblioteca, perché spesso invece mi capita di andare in dei posti dove c'è il cartellino con su fuori scuola musica, scuola questo. Questo significa la privatizzazione di spazi che invece... Che cosa però era interessante reciprocamente? Io non ho mai voluto accogliere un'associazione semplicemente perché gli davo una stanza. C'è sempre stato un interesse reciproco. Poi dico, padre Zanotelli invitato dalla parrocchia. La parrocchia sapeva benissimo, potrei citarmene molti ma tutti reali, accaduti, che se avesse fatto l'incontro con padre Zanotelli sarebbero andati solo i parrocchiani. Fatto in biblioteca allargava la sua platea, quindi c'era un vantaggio reciproco. Il CAI, che fa gli incontri sulla montagna, se li fa in biblioteca vengono quelli del CAI, ma vengono anche altri cittadini, perché ogni associazione in qualche modo è un'associazione che rappresenta i suoi iscritti e quindi è un luogo, tra virgolette, privato. E guardate che questo non è da poco, perché non è detto che io voglia di iscrivermi al CAI, non è detto che io sia una che frequenta la parrocchia, non è detto che io vada in palestra però il giocatore di lotta giapponese che viene a fare le esibizioni in biblioteca mi va benissimo, ok? Allora, questo secondo me è uno scambio estremamente interessante e sono alleanze con il territorio che vanno portate avanti e che sono fondamentali. Poi c'è l'altra parte che sono dei cittadini che non stanno dentro nessuna associazione perché non hanno voglia di stare in associazioni, che però avrebbero voglia di mettersi a disposizione, di fare qualcosa. E questi hanno delle competenze, hanno delle passioni. E perché non offrire quel luogo per venire a fare delle cose? A Bologna, ad esempio, una cosa che funziona benissimo è lo scambia lingue a Saragossa. Ci sono dei tavolini, uno si prenota, io un giorno ti parlo in inglese e tu mi parli in italiano, il giorno dopo io ti parlo in italiano e tu mi parli in inglese, voglio imparare. E quindi la conversazione. Cosa costa? Niente. Un tavolino e casomai qualcuno che organizza e prende nota di queste cose. Quindi di cose ne possono accadere tantissime e non abbiamo neanche tempo, avremo giorni e giorni però stanno dentro in quelle che sono le energie sociali di quel territorio, che sono di quel territorio e non è detto che siano di un altro territorio, perché se io ho una zona che
molto abitata da anziani è diverso di una periferia meno costosa del centro di Milano, dove vengono ad abitare le famiglie giovani perché non trovano posto a Milano e non possono vivere lì. Cambia totalmente, perché lì invece lavori sul fatto che quello è un dormitorio, eccetera, eccetera. Questo è fondamentale e ci fa capire come non sono possibili modelli replicabili, ma ogni luogo rispecchia la comunità di quel luogo. Questo è molto importante. Poi la differenza è che per me la biblioteca è esattamente come la scuola, come la sanità, come le fognature, come vorremmo che la sanità fosse pubblica, sono quei servizi pubblici che io vorrei che l'amministrazione pubblica desse a tutti i cittadini con le tasse che io pago. Mi piacerebbe che le pagassero tutte, ok? Quindi la differenza con altri luoghi, che possono essere anche luoghi messi in piedi spontaneamente, è che la biblioteca per me è un servizio essenziale che deve essere un investimento che l'amministrazione comunale fa. Perché io sono così preoccupata in questo momento e non a Mogliano, lo sono dappertutto? Perché se le biblioteche vengono percepite dagli amministratori, e io non faccio una colpa dagli amministratori, dai cittadini, dagli intellettuali, come dei luoghi poco interessanti, diventano fragilissimi, soprattutto in un momento in cui tutto ricade sui comuni, che siano di destra o di sinistra, lasciate perdere, tutte le politiche sul territorio ricadono sui comuni. C'è chi li gestisce meglio, chi li gestisce peggio. Allora, se noi siamo percepiti come dei luoghi poco interessanti, perché ci devo investire? Ma io sono la prima che lo penso. Perché ci devo investire? Dobbiamo far capire che di questi luoghi abbiamo bisogno. Perché? Ma non perché ci portiamo, io le voglio bene, il libro che lei ha scritto, non perché io ci vado dentro tutto il giorno e mi danno fastidio i bambini, ma perché sono dei luoghi di cittadinanza. Laura prima diceva delle cose, del perché. Sono dei luoghi in cui nessuno si sente diverso dall'altro. Sono dei luoghi, ripeto, che quando tu hai superato quella soglia, che tu provenga da un posto o dall'altro, che tu abbia soldi o non abbia soldi, tutti vengono accolti nello stesso identico modo. È questo che per me è fondamentale. E qual è il denominatore comune? È il fatto che sei in un luogo comunque dove la cosa che più ci interessa, posso dire, non solo il libro, è la conoscenza, che può passare attraverso qualsiasi tipo di veicolo, la conoscenza e le competenze. Io mi posso fare le competenze che voglio usando solo ed esclusivamente ebook e internet. Mi volete dire che non sono una che... No, non è più possibile oggi distinguere. Però nello stesso tempo io nel libro dico che la carta ha ancora un suo valore perché a differenza, ad esempio, di internet, non può essere manipolata. Però questo è una cosa per pochi, signori, è una cosa per pochi. Guardiamo l'età che abbiamo noi qui. Andando avanti sarà sempre peggio questo. Come vogliamo affrontare il futuro? Dicendo che noi siamo bravi perché leggiamo i libri di carta? O perché siamo lettori? O perché una volta era meglio? No, non è possibile. Non è possibile. Allora questo è il punto. Che tipo di servizi andiamo a creare? Allora, che siano per... L'altra cosa, mi viene in mente citando lei, ci sono degli investimenti che sono fondamentali. L'investimento più importante, oltre agli adolescenti, agli anziani, eccetera, sono i primi 1000 giorni di vita dei bambini, che non è nati per legge, mi scuso, è molto di più, nel senso che nei primi 1000 giorni di vita si forma l'essere con tutte le sue competenze e a questo punto non è la biblioteca, è la famiglia. Perché se tu non nasci e non cresci in un ambiente che ti dà delle opportunità, qual è l'altro luogo, visto che la scuola non lo è più, ti può dare delle opportunità e le può dare a tutti? Io
non è datemi una biblioteca e vi solleverò il mondo, però quello che chiedo è, in questa complessità di questo momento sociale, dove i dati sulla povertà, sull'abbandono scolastico, anche dalle nostre parti, non solo nel sud, eccetera, eccetera, sono spaventosi, qual è il pezzettino che questi luoghi possono fare? Non possiamo fare tutto, ma che cosa facciamo? E questo di sicuro non è richiudendosi nelle nostre certezze. Ma stiamo parlando di servizi, stiamo parlando di servizi pubblici e quindi quello che mi viene da dire è che noi dobbiamo investire sul pubblico e dobbiamo essere certi che il pubblico serve e dobbiamo essere certi che dobbiamo far sì che il pubblico sia molto forte, perché altrimenti perdiamo, ma perdiamo come esseri umani, perdiamo in generale. Non possiamo, ma guardate che non è che voglio fare la vetero-comunista, avrei detto in un'altra epoca, non è quello. Il tema è che noi dobbiamo far sì che ci siano le stesse opportunità per tutti e di questo non può che occuparsene il pubblico. Non può occuparsene il privato, ma non perché il privato non abbia una funzione, un ruolo, è fondamentale. Il volontariato è fondamentale, le due esperienze raccontate dalle due signore sono delle testimonianze di civismo esemplare e mi dispiace che due amministrazioni diverse vi abbiano trattato in quel modo, ma non solo voi in quanto persone, ma hanno trattato una comunità malamente, no? E lì torno a quello che dicevo prima, cioè il pubblico deve essere anche capace di sperimentare, di dire ti do quello spazio e non ti creo tutti i problemi che ha creato a lei. La chiave la cambia lui, non saranno i soldi della chiave che metteranno in discussione il bilancio del Comune di Venezia, no? Visto che ha appena buttato via qualche decina di miliardi, no? Allora, questa è la miopia secondo me, questa è l'incapacità di cogliere quello che può arrivare a tutti, arrivare al collettivo anche da parte di azioni di singoli e di azioni di privati. Dopodiché il pubblico deve essere forte, deve essere solido, deve avere politiche, deve fare politiche culturali, politiche pubbliche, politiche urbane. Questo deve riuscire a fare un operatore pubblico e un'amministrazione. E sull'onda di questa cosa non lo so se va rivisto il ruolo dell'assessore alla cultura. Forse sì, forse forse l'assessore alla cultura, forse va messa insieme la cultura e le attività produttive, ad esempio, no? Così, oppure per fare un esempio. Cioè vanno mescolate le carte perché non si è così settoriali, no? E bisogna lavorare anche a partire da queste forme di sinergia, che poi sono delle sinergie che ti crei internamente, no? Questa potrebbe essere una soluzione, perché è vero che il comune può essere piccolo e fare poche cose, però comunque di cose da gestire ne ha anche un comune piccolo, deve gestirlo. Se si occupa di cultura, immagino che gestisca le scuole, gestisce le biblioteche, gestisce magari ha tutta la partita delle associazioni culturali e quindi la relazione con le associazioni culturali, cioè di cose da fare un assessore alla cultura, se lo si vuole far lavorare ne ha tante anche in un comune piccolo, però ecco, forse possiamo immaginarci un salto in avanti, uno scarto un po' diverso, no? Cioè ripensare anche lì un po' i referenti. Grazie Laura. Pochissime parole, mi riprendo da una cosa che ha detto Giacomo nell'introduzione. Aprendo. Giacomo ha detto se venite qui pensando che noi vi diciamo il progetto e che il progetto poi va eseguito come noi ve lo diciamo, avete sbagliato sala. No, non è così. È il tentativo di costruire insieme, perché questa è la chiave. La chiave non, badate bene, non una chiave di metodo politico,
è la chiave che diceva Antonella per dare senso alla partecipazione della gente e perché la gente voglia partecipare, se no non lo fai. Quindi non è semplicemente essere buoni, è un'altra cosa, è decidere che una cosa ha un valore piuttosto che il fatto di non darglielo. Ecco, una cosa che tu decidi di fare tu e sulla quale non raccogli consenso vuol dire che non gli dai valore, molto banalmente. E qui si distingue chi lo dà e chi non lo dà. Io credo che oggi noi abbiamo, come si suol dire, imparato alcune cose. Uno, abbiamo imparato che i contenuti, il metodo con cui si costruisce e i valori e i bisogni che questo centro culturale di cui abbiamo parlato tenta di assolvere sono per noi fondamentali, prima di qualsiasi altro ragionamento, e che quindi su questo dobbiamo discutere, perché su questo è anche uno dei temi che le giovani generazioni potranno finalmente trovare in qualche modo un contatto con noi, altrimenti se gli diciamo semplicemente qual è lo stabile, il meccanismo è diverso ed è molto più difficile. Due, abbiamo capito che dobbiamo ragionare molto sulla gestione, perché ha detto Antonella a un certo punto può essere una bellissima biblioteca ma con qualcuno che non ti fa entrare, quindi evidentemente dobbiamo essere capaci di determinare questa cosa. In più Laura diceva attenzione, perché se la sistemiamo tra le cose fondamentali del pubblico noi dobbiamo essere conseguenti e sapere che quindi dobbiamo dare un servizio adeguato come si dà negli ospedali o si tenta di dare, come noi vorremmo che si desse nella maniera migliore. A questo punto sì possiamo discutere del dove, perché abbiamo ragionato sulla vicenda contenuti, sulla vicenda metodo di gestione, quindi questo ci fa già capire se un luogo o un altro hanno un senso e quindi è importante. E a questo punto si apre il tema delle alleanze, quindi essere in un'area metropolitana, dialogare con le altre istituzioni culturali, dialogare con quelli che non sono cultura ma che è altro, cose che però in una biblioteca sono fondamentali, in un centro culturale sono fondamentali. Per esempio tutto il passaggio che ha fatto Antonella sul rapporto con le associazioni, che è decisivo, perché è uno dei modi di non espropriare una cosa tenendola come comune, ma di non rendere proprie, di proprietà di ciascuno, i pezzi che tu metti a disposizione. E infine tutto questo che si trasforma in progetto, cioè diventa un pezzo della tua vita che tu rappresenti ai cittadini di Mogliano pensando al futuro. Bene, abbiamo imparato la strada, adesso dobbiamo percorrerla e vorremmo percorrerla con tutti quelli che ci possono dare una mano. Grazie.